einfach so krass geil finde, ist diese sardische Gastfreundschaft, wo du das Gefühl hast, einfach kein Tourist zu sein, sondern zu Hause. Und vor allem das Essen ist phänomenal. Je saurais pas expliquer la nature ou l'intensité du sentiment qui me lie à cette île, mais c'est comme si une soif de connaître ou de voir s'était emparée de moi. We've discovered a corner of paradise for us and for him. It's really an incredible place. Difficult to put into place how peaceful this place is. You know, you have to really be here to experience it. Hace 2 semanas que llegué y desde que estoy aquí, cada día fue diferente del otro. Siempre hay algo nuevo que hacer, que descubrir. Solo hay que dejarse llevar por el viento. This place is magic. It's all so exciting and fascinating. Das ist halt der perfekte Ort für einen Heiratsantrag. Wer kennt das so ein Naturschauspiel sein? C'est l'île des extrêmes, où on passe de plages bondées, pleines de vie, à des villages presque inhabités. Des lieux imprégnés d'une atmosphère ancestrale. C'est comme si le réel et l'imaginaire s'unissaient dans un temps suspendu. Importante, anche perché abbiamo degli ospiti diciamo di alto livello. Abbiamo il dottor Farinetti, che tutti conosciamo, c'è Maria Elena Rossi, che è il direttore marketing e promozione dell'Enit. Ci sono anche delle persone che conosciamo che sono molto amiche, come Giuseppe Careddu di Alitalia, e anche Olbiese, sì, diciamo, di nascita, e orgoglio per noi, e anche Giovanna Palimode, che conosciamo come manager dell'hotel Sugo Logone, quindi abbiamo amici e persone importanti. Ecco, io non voglio rubare altro tempo, seguirò con molta attenzione e molto interesse questo seminario, che parla di un argomento, anche di un argomento molto importante per noi, che è quello di esplorazione di mercati nuovi, potenziali come gli Stati Uniti, no? Questo
importante. Noi stiamo tentando di affacciarci su quel mercato, anche perché stiamo, come sappiamo, come almeno sanno le persone che ci stanno vicino, allungando la pista di volo in modo da poter operare con aeromobili di una categoria che ci consentano di andare a esplorare mercati anche lontani. Quindi questo è un seminario importante per noi, lo seguiremo, almeno io lo seguirò come, diciamo, allievo, in modo molto con un atteggiamento molto interessato. Ecco. Quindi non mi dilungo più, passo la parola a te che Benissimo. puoi continuare. Proviamo a riprendere Radiolina, ce l'abbiamo, regia? Max, ci sei? Lo vedo ma non lo sento, quindi c'è ancora un problema tecnico. Seminario importante per noi, lo seguiremo, almeno io lo seguirò come, diciamo, allievo. In modo allora, ci siamo. Ragazzi, scusate, l'ultimo appuntamento, quindi un po' di stanchezza può affiorare a questo punto. Abbiamo fatto l'apertura con Andrea Sini, non so se voi l'avete ascoltato, ma abbiamo proprio aperto i lavori, diciamo, chiamiamoli così, dell'ultimo appuntamento con Call to Action, Lucio. Ad Andrea allora approfittiamo per chiedere una cosa, visto che parliamo di mercato USA, mercato Stati Uniti, direi che è importante capire come l'e-commerce, il primo sito di e-commerce della Sardegna, Cara Sardegna, sta approcciando al mercato degli Stati Uniti. Ecco, un attimo solo perché mi dice Andrea che non sente un po' di problemi con l'audio. Non sente l'audio. Allora Andrea, dicevo, progetti per gli Stati Uniti. So che nell'ultimo anno abbiamo raddoppiato il fatturato, però per gli Stati Uniti mi hai detto che ci sono 2 progetti speciali. Allora, faccio io la domanda, non sente l'audio. Lucio dice per l'e-commerce, per il progetto per gli Stati Uniti, le novità a proposito di questo. Prego. C'è da dire, intanto buonasera a tutti. L'e-commerce carasardegna.it viene da 2 anni fantastici, se possiamo dire così. Dal 2019 rispetto al 2018 abbiamo registrato un incremento del doppio del fatturato rispetto all'anno precedente, più che confermato nel 2020. È stato scusate, ma non sento l'audio. Continua. Quindi, più che confermato nel 2020, la sorpresa è stata che all'apertura della fase 2 ci aspettavamo una diminuzione del fatturato, invece questo fatturato si è incrementato rispetto ai mesi precedenti. Quindi, ripeto, questa è stata una sorpresa molto importante. Per quanto riguarda il mercato USA, abbiamo due novità recentissime. Abbiamo aperto la possibilità di poter esportare i nostri prodotti tipici sardi negli Stati Uniti. Abbiamo siglato un accordo con un importante spedizioniere, importatore che è specializzato nell'esportazione dei prodotti negli Stati Uniti. Partiremo entro la fine dell'estate. Quindi, seguendo anche questa linea, abbiamo fatto un altro accordo con un'importante azienda sarda, specializzata nella produzione della bottarga, quindi l'oro sardo. Insieme a loro abbiamo creato una piattaforma e-commerce, un sottodominio di carasardegna.it che darà la possibilità sia all'azienda che a noi di sperimentare questo mercato importantissimo. Quindi le parole chiave, cioè anche Cara Sardegna ha scoperto l'America, diciamo così. Bellissimo, d'accordo. Prima di dare la parola al nostro special guest, il dottor Farinetti, vediamo una piccola analisi tecnica con i nostri docenti di Cagliari e Sassari, professor Usai e professor Fancello. Bene, grazie Lucio, grazie ingegner Pippo Bello, buon pomeriggio a tutti. Ora iniziamo con questa piccola analisi tecnica. Dopo le nostre prime 4 giornate, oggi ci concentreremo su Stati Uniti con un piccolo accenno sul mercato cinese, un po' come guardare la prospettiva. Stiamo cercando di guardare oltre, ci stiamo lasciando il passato recente alle spalle e vediamo cosa potrebbe succedere in termini di interesse per i nuovi mercati. L'ingegner Pippo Bello diceva l'allungamento della pista ci porterà verso nuovi lidi, nuovi mercati. E allora quali dati migliori se non quelli relativi al mercato americano, che riguarda la Sardegna, e magari anche al mercato cinese? Ecco allora, vediamo subito qualche dato insieme.
Vi ricordo che questi dati non sono altro che l'elaborazione dei dati disponibili online gratuitamente da parte di Regione Sardegna, li trovate sul sito dell'Osservatorio Turismo e riguardano il SIRED, quindi le rilevazioni fatte durante l'anno da parte della Regione Sardegna sulle strutture alberghiere. Vediamo com'è andata per gli Stati Uniti. Tra il 2018 e il 2019 abbiamo avuto arrivi in crescita, un più 21,27%. È un dato interessante che fa vedere che in Sardegna c'è un certo movimento in termini di comunicazione e posizionamento della nostra isola sul mercato americano. È evidente che questo dato poi deve tener conto anche di una posizione marginale del turista americano rispetto al resto dei turisti internazionali e nazionali che arrivano, tanto che sul totale dei turisti in arrivo gli americani rappresentano l'1,6% che sale al 2,9%, tenendo conto solo dei turisti internazionali. E allora vediamo subito dove si muovono questi turisti americani in Sardegna. Gran parte di loro visitano le coste del nord Sardegna, quindi rimangono nell'area più interessante dal punto di vista turistico, perché ce lo dicono i numeri, per poi però muoversi anche nella provincia di Nuoro, nella ex provincia di Nuoro, nel territorio del sud Sardegna e arrivare ancora a Cagliari, che è il secondo bacino di attrazione in Sardegna, per poi arrivare ad Oristano, una quota marginale. Però vedete, dal 2018 al 2019 questa crescita rappresenta 37.828 turisti che arrivano in Sardegna direttamente dagli Stati Uniti. Vediamo che rispetto alle presenze, numeri leggermente inferiori perché tengono conto della permanenza sulla nostra isola, un più 19,26% e anche qua lo 0,73% sul totale degli arrivi e l'1,43% sul totale degli arrivi internazionali. Vediamo cosa succede sulla Cina. Abbiamo avuto alcune domande su questo tema, l'abbiamo studiato nella precedente edizione del Call to Action, era giusto vedere qual era stato il movimento anche di questo mercato. Tra il 2018 e il 2019 segniamo un più 11,84%. Anche questo ci lascia ben sperare, vuol dire che il mercato cinese si preparava già ad arrivare in Sardegna, ad avvicinarsi, i numeri sono incoraggianti, sicuramente piccoli sul totale di arrivi e presenze, però un segnale importante e anche questo va nella direzione di questo allungamento della pista che ci può portare, se non direttamente in Cina, però su un bacino molto ampio che ci può vedere protagonisti anche sul nuovo mercato. Vedete i termini assoluti, sicuramente numeri piccoli, 4.346 arrivi nel 2019, e se andiamo a vedere la comparazione tra i due mercati, vedete, gli Stati Uniti sicuramente numeri interessanti, 116.000 presenze in totale hanno collezionato gli americani in Sardegna, rimaniamo sulle 24.000 presenze dei cinesi. Piccoli ma che ci lasciano sperare. Due curiosità prima di passare la parola al collega Fancello per un'analisi di scenario. Ci siamo chiesti quali potevano essere le determinanti per lo sviluppo turistico da qui in avanti. E allora sicuramente una componente importante è quella dell'innovazione. L'innovazione, ricordiamo che per noi significa tanto, ma non è importante sapere cosa significa per noi, intendo aeroporto, piuttosto che mondo degli studi. È importante sapere cosa significa per gli operatori. E allora gliel'abbiamo chiesto, abbiamo cercato di capire dagli operatori del Nord Sardegna durante un'indagine realizzata nell'aprile 2020 che cosa intendevano loro per innovazione e che cosa erano disposti a fare per innovazione, dove riuscivano a indirizzare i loro investimenti. E allora abbiamo visto che gran parte degli investimenti riguardano il mondo dei social. Per gli imprenditori turistici innovazione uguale, fare più comunicazioni sui social, cercare di intercettare i turisti. Oltre ai social, gran parte dell'interesse è rivolto verso i nuovi mercati. Anche questo è un'innovazione particolare, intendiamo per nuovi mercati, nuovi segmenti, un'innovazione di prodotto, però anche questo ci lascia ben sperare, sono le percentuali più alte, vuol dire che il mondo del turismo, in particolare gli hotel 3, 4, 5 stelle, guardano il mercato con interesse, stanno guardando la prospettiva. Il mese di aprile era pieno lockdown, piena pandemia, per cui fare un'intervista durante quel periodo significava confrontarsi con imprenditori e manager che avevano molti problemi contingenti, che però ci dimostra questa indagine guardavano anche al futuro. E allora, se questi sono i numeri del futuro, è evidente che mercato americano, mercato cinese potrebbero essere alla nostra portata nel momento in cui questi investimenti si potranno tradurre in realtà. Vediamo un'ultima curiosità, che è quella legata ai mercati cosiddetti competitors. I mercati competitors che abbiamo individuato, prevalentemente le Baleari, un po' un luogo comune. Oggi riprendiamo anche la stampa locale che ci dice che le Baleari sono il modello a cui guardano dal governo nazionale per il trasporto marittimo. E allora abbiamo provato ad analizzare alcuni dati. Quali sono i dati? Sono quelli delle presenze.
In questo grafico potete vedere i dati che riguardano le presenze, in particolare il picco di agosto relativo alle Baleari, alla Sardegna e a Malta. Abbiamo voluto aggiungere anche questa destinazione perché tanti ne parlano come un altro modello al quale ci dovremmo ispirare. Bene, vedete subito che le Baleari, contrassegnate dalla tendenza in arancione, fanno segnare nel mese di agosto oltre 20 milioni di presenze. Guardate dove la Sardegna, che è la linea di tendenza blu, parliamo di oltre 4 milioni di presenze, per poi arrivare a Malta a 2.880.000. Numeri evidentemente diversi, che lasciano anche intendere la differenza del prodotto, l'abbiamo già analizzato, però lo guardiamo con grande interesse perché significa che anche noi abbiamo un grande margine di crescita. Smitizziamo anche una credenza generale: a volte quando si parla di Baleari ci viene detto che le Baleari sono più performanti della Sardegna perché il clima aiuta quel territorio. Bene, guardate qua le linee di tendenza della temperatura: verde Malta, blu Sardegna e arancione Baleari. Baleari e Sardegna hanno una linea che si sovrappone in più punti. La nostra temperatura media è esattamente quella delle Baleari, se non per pochi scarti durante alcuni periodi dell'anno. Questo, come dire, non è il clima che fa la differenza. Anche qui subentra la logica di prodotto, abbiamo bisogno di investire sull'innovazione e l'innovazione riguarda anche il prodotto. Se andiamo in questa direzione, sicuramente gli sforzi fatti ci consentiranno di intercettare anche i nuovi mercati, tra cui quello americano. Io direi, Lucio, che ci possiamo fermare su questi dati, lasciando la parola al collega Fancello, rimanendo disponibili anche al di là del nostro call to action per qualsiasi altro approfondimento. Ottimo, grazie professore. Gianfranco Fancello, ci sei? Sì, ci sono. Buon pomeriggio a tutti, grazie Lucio, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. Anch'io vado rapidamente stavolta, contrariamente a quanto ho fatto le altre volte, dove un po' vi ho presentato un po' di dati sull'evoluzione dello stato dell'arte dei sistemi di trasporto all'interno della Sardegna nelle relazioni con gli altri territori. Faccio una microanalisi di scenario per capire, siccome la parola chiave di oggi sarà futuro, per capire un po' cosa ci riserva il futuro da questo punto di vista. Devo dire con una piccola premessa dove dico che forse alla parola futuro io preferisco, o meglio associo anche quella di avvenire, nel senso che il futuro noi lo consideriamo sempre, spesso viene considerato come un qualcosa che noi vediamo sempre da lontano, quasi che non ci appartiene o che subiamo, tanto è vero che spesso diciamo chissà cosa riserverà il futuro, come se fosse un qualcosa sul quale noi abbiamo pochi elementi sui quali incidere. Diverso invece il caso dell'avvenire, nel quale invece si evidenzia in maniera chiara che le scelte che vengono fatte oggi condizionano in maniera assolutamente conseguenziale tutte le azioni che verranno dopo. C'è quindi questo senso proprio di divenire all'interno della parola avvenire. Quindi cosa ci riserva l'avvenire dal punto di vista del sistema dei trasporti? Anche qui voglio smitizzare un elemento. Parlare di sistema di trasporti spesso è riduttivo, perché ci si riferisce ad infrastrutture e servizi che molto spesso sono dimensionati per servire categorie e tipologie di soggetti diversi. Pensiamo solo alle infrastrutture di trasporto, come possono essere le strade o gli aeroporti, che servono sia turisti ed residenti, che hanno esigenze totalmente diverse in termini di tariffe, di orari, di origini e destinazioni. Quindi uno degli elementi sui quali invece io dico bisogna iniziare a ragionare nell'avvenire prossimo, quindi già da ora, l'elemento chiave riguarda il fatto che bisogna pensare non al sistema dei trasporti, ma al termine mobilità, e quindi ragionare in termini di mobilità per capire quali sono le esigenze di mobilità. Perché se io conosco ambito per ambito, settore per settore o segmento di domanda per segmento di domanda, quali sono le esigenze di mobilità, individuo il sistema di trasporti più adatto per risolvere o per soddisfare quel bisogno e quella esigenza di mobilità. Quindi la base di partenza, e quindi questo vale per esempio sulle amministrazioni pubbliche, che spesso diciamo generano e sviluppano azioni di recriminazione su sistemi di trasporto. Cerchiamo invece di capire quali sono i bisogni di mobilità, perché in funzione di questo individuiamo i bisogni di trasporto più adatti, le infrastrutture di trasporto più adatte per soddisfare quei bisogni. Quindi cambia il paradigma. Secondo elemento importante, alcune paroline magiche. Una l'ha appena introdotta Antonio, che è quella dell'innovazione. Nel sistema di trasporto l'innovazione è una parola molto ampia.
che riguarda processi dove l'innovazione cresce in maniera rilevante. Pensiamo che fra qualche anno avremo auto che si guideranno da sole, dove noi saremo solo passeggeri. Abbiamo altri sistemi di trasporto dove invece ci muoviamo come ci muovevamo 30 anni fa. Quindi il tema dell'innovazione dal punto di vista dei trasporti è molto ampia. Però si sta andando verso un segmento, soprattutto sui trasporti che riguardano le collettività, la cui, anche qui parolina magica, è MaaS. MaaS cosa vuol dire? Vuol dire Mobility as a Service, cioè considerare il tema della mobilità come un servizio, né più e né meno come un qualsiasi servizio e prodotto che viene generato e che quindi viene offerto. Quindi fornire la mobilità come servizio vuol dire integrare i servizi indipendentemente dal modo e dal mezzo di trasporto. Quindi pensiamo a tutta l'integrazione che può essere fatta, per esempio, tra i sistemi di trasporto aereo, i sistemi di trasporto marittimo e i sistemi di trasporto interno, attraverso tariffe condivise, attraverso processi di marketing condiviso, attraverso forme di aggregazione dell'utenza integrata. Pensiamo a tutto ciò che in questo momento l'innovazione ci sta dando dal punto di vista dei nuovi servizi, come per esempio quelli di micromobilità, che in ambiti come quelli degli ambiti turistici possono essere facilmente accessibili e possono essere anch'essi facilmente integrabili. Pensiamo a tutto ciò che riguarda, qui introduco la terza parolina, che è quella dello sharing. Lo sharing ormai, e quindi la condivisione, che non è solo la condivisione del mezzo, ma è anche la condivisione dei processi che stanno intorno al mezzo, intorno al servizio di trasporto, può essere molto utile. Da un lato per trovare dei servizi di trasporto che siano dal punto di vista sostenibile più appetibili, e quando parlo di sostenibilità mi riferisco alla sfera ambientale, sociale ed economica, e quindi possano per esempio avere la possibilità di ruotare tra soggetti diversi. E quindi per esempio quando io sono adesso faccio un esempio molto banale, quando io sono in spiaggia la macchina a me non serve se sto 4 ore o sto 6 ore in spiaggia o se faccio per 6 ore l'escursione, e quell'auto invece che stare parcheggiata sotto il sole può essere rimessa in circuito all'interno di un sistema e può essere riutilizzata. La cosa importante è che io poi al mio rientro trovi quella o un'altra macchina simile che soddisfi il mio bisogno di mobilità verso l'esterno. Quindi mobility as a service, sharing. Ultima cosa, e chiudo, è una parola che ormai è abusata, ma poco usata, devo dire, quindi molto abusata dal punto di vista vocale, ma poco usata o per niente usata dal punto di vista pratico, è il concetto di integrazione. Vorrei iniziare a vedere servizi turistici e prodotti turistici che hanno al proprio interno modalità e modelli e offerte di trasporto non solo verso la Sardegna, ma anche all'interno della Sardegna, che da questo punto di vista possano essere essi stessi oggetto di promozione di prodotto. Poi su questo magari ci sarà modo durante le chiacchierate che faremo durante la trasmissione magari di ritornare su questi concetti. Chiudo, do la parola, non so Lucio, ridò la parola a te e poi magari ci sarà modo di ridiscutere. Grazie. Linea da Radiolina, Max. Oggi non riusciamo a parlare con Max. Ci siamo. Eccoci. Questa volta con Maria Assunta Fodde, scusateci, ma è stata colpa mia questa volta, perché se non premo la barra non posso parlare. Allora abbiamo Maria Assunta che ha preso il posto per il momento di Andrea Sini, e c'è una domanda che leggerà lei. Prego Maria Assunta. Sì, è Vincenzo Agresta che chiede, e in uno scenario così trasversale, la domanda è a Farinetti, in quale palcoscenico si collocherà Intel? Va bene, allora fra pochissimo la gireremo al dottor Farinetti. Direi che ci siamo. Prima del dottor Farinetti facciamo un flash con un altro nostro grande amico, Marcello Mancini. Performance Strategies, la società che ci supporta, una società che ha fatto un webinar stratosferico durante il Covid, il Move On l'avete chiamato, ci ha fatto scoprire dei personaggi straordinari, molti dei quali io li conoscevo, altri li ho davvero scoperti con voi. Adesso li vorrai citare tu, insomma uno di questi è stato Andrea Fontana, che abbiamo avuto anche noi nel nostro primo webinar. E vorrei che accennassi anche al programma che avete a brevissimo, i vostri Hyper, che sono degli appuntamenti secondo me veramente da non perdere. A te Marcello.
Ciao Lucio, buonasera a tutti, intanto è un piacere essere qui con gli amici sardi, una terra come sai a cui sono molto legato. Beh, che dire, noi di mestiere vendiamo assembramenti, perché fa sorridere, ma noi organizziamo eventi con 1000 partecipanti, 1500 partecipanti, tenete conto che l'appuntamento di novembre che era organizzato al Teatro degli Arcimboldi prevedeva 2000 imprenditori e manager, e quindi questo evento l'abbiamo posticipato nel mese di giugno 2021, e questo è il momento in cui tutte quelle belle parole che di solito sentiamo dire, la zona di comfort, essere disruptive, ecco, all'improvviso siamo stati costretti a metterle in pratica, quindi come si dice trasformare la difficoltà in un'opportunità. Move On è stato uno degli appuntamenti che abbiamo fatto per aiutare i nostri clienti, perché pensiamo, come imprenditore penso che questo non sia l'anno del conto economico, ma l'anno del cash flow e l'anno in cui bisogna aiutare e stare vicino ai nostri clienti. Quindi abbiamo fatto un progetto chiamando tantissimi dei nostri autori della nostra casa editrice. Quest'inverno, settembre, ottobre, novembre, avremo un programma per aiutare tantissimi imprenditori a negoziare meglio, a vendere meglio, a fare meglio marketing, a capire meglio il proprio posizionamento di marca. Quindi abbiamo un cast internazionale di speaker su queste tematiche. Abbiamo scelto la più importante piattaforma online al mondo a San Antonio della Silicon Valley, ed è l'opportunità per potersi formare stando a casa, senza viaggiare, ma trovando in qualche modo delle risposte attraverso appunto performance strategies. Ma non di questo voglio parlare dell'ospite che condurrà questa ultima puntata. Tenete conto che con Performance Strategies io ho avuto oltre 150 speaker da tutto il mondo, Daniel Goleman, i più grandi speaker del mondo, e non sempre si riesce ad avere il contenuto e chi trasmette nel modo migliore questo contenuto. E quasi mai questo accade quando la figura è un imprenditore, perché solitamente l'imprenditore ha altre caratteristiche, ma non è quella magari di poter raccontare. Beh, penso che Oscar Farinetti sia un caso unico. Beh, la sua storia imprenditoriale la conosciamo tutti. Dopo aver venduto Unieuro ha costruito Italy, che ha portato in tutto il mondo, poi di questo parlerà, della sua esperienza anche americana. Ma Oscar Farinetti è un grande storyteller. Io devo dire, insieme a Federico Buffa probabilmente sono i due storyteller che amo di più in Italia, perché lui mette assieme due caratteristiche che quasi mai vanno insieme: l'essere sognatore, l'essere pragmatico. Queste due caratteristiche avrete la modo di percepirle da questo suo speech. I suoi libri non si chiamano Come avere successo, i suoi libri si chiamano Coccodè, si chiamano Storia dei sentimenti umani, e soprattutto Oscar Farinetti è un grande ambasciatore dell'Italia, del mondo, perché è una persona che ama questo paese e lo porta le sue caratteristiche di questo meraviglioso paese in tutto il mondo. Quindi io sono orgoglioso di averlo spesso nei palchi di Performance Strategy, di avere un bellissimo rapporto con lui, e sono contento di averlo portato in questo bellissimo format della Sardegna. Quindi a questo punto darei la palla direttamente a Oscar Farinetti. Fatto, mi sentite? A posto? Bene, grazie Marcello per la esagerata presentazione che non merito, e grazie alla Sardegna che mi ha invitato. È una roba di cui sono molto curioso di queste cose belle che ho sentito prima di me, e sono molto curioso di come le metterete in pratica, perché sono d'accordo con chi mi ha preceduto, sia Antonio che Gianfranco. Avete davanti una prateria, il più rimane da fare, per questo il futuro è meraviglioso. Potete fare un sacco di robe. La vostra condizione di isolani, se da un lato vi pone dei limiti normali, geografici, di tutti gli isolani, dall'altro lato vi può dare grandissime opportunità di offrirvi al mondo in maniera diversa. A me piace molto venire in Sardegna, quando ci vengo, prima di tutto per i sardi, perché li trovo in loro una caratteristica che a me piace moltissimo, un valore alto, che è la timidezza e la tenerezza.
A me piacciono le persone timide e tenere. Io appaio per sfrontato, ma in realtà sono molto timido anch'io. Perché la timidezza nasconde in sé valori alti. Mediamente brava gente, gran brava gente. E poi possono esserci i limiti dell'isolano, insomma, che tende a sentirsi sempre un po' vittima del resto del mondo, che non è circondato da mari, ma chi non ha difetti? Sapeste noi piemontesi quanto siamo pieni di difetti, il cosiddetto bugianè. Ho sentito nelle parole di Antonio Di Gianfranco degli elementi di novità e di coraggio estremi. Quello che io ritengo è che voi dovreste fare veramente un colpo d'ala, perché ce la fate comunque, ma piuttosto di metterci 10 anni, dovreste tirare fuori qualche colpo d'ala straordinario per far prima. Bravi a scegliere il mercato americano, bravissimi, è un discorso di priorità, poi ne parleremo. Bisogna scegliere i mercati più importanti. 56 milioni di reddito pro capite, 56 mila dollari di reddito pro capite, una propensione ad andare a girare nel mondo, una propensione a cercare luoghi mitici e storici, molto amici dell'Italia mediamente, un grande plaisir di venire in Italia. Il mercato americano resterà il mercato del futuro, cioè, soprattutto negli Stati Uniti d'America, aggiungerà anche il Canada, ma in Canada ci sono 30 milioni di persone, ce n'è 330 milioni negli Stati Uniti d'America, puntando soprattutto sulla costa est e sulla costa ovest, cercando di sprecare meno soldi possibili nella parte centrale, dove il 70% degli americani della parte centrale non possiede il passaporto, è mai andato in giro per il mondo, ma puntando a quei 200 milioni di americani che vivono sulla costa est e sulla costa ovest. Bravi a cercare il mercato americano. Secondo, bravi a cominciare a pensare, magari è anni che lo fate, ma l'ho sentito oggi con particolare energia, a elementi di novità. Uno è il tema dell'innovazione. Dovete diventare un'isola molto connessa, essere molto connessi, perché gli americani non vanno nei luoghi dove si è poco connessi con la rete e col mondo. Investimenti da fare subito, e dovete offrirvi, connettendovi col mondo, con un sito strepitoso, cioè Sardegna.it o Sardigna.it o Camp su Sardigna deve diventare un sito memorabile che deve essere preso ad esempio dal mondo, e a volte per far questo non servono mega aziende galattiche, a volte 10 ragazzini bravi, sardi magari, vi fanno un lavoro incredibile. Secondo tema, i trasporti, che lo connetterei col tema dell'agricoltura e col grande tema del futuro. Il grande tema del futuro è l'emergenza ambientale. È arrivato il momento di parlarne veramente. Il 90% degli scienziati ci sta spiegando che la vita sul pianeta andrà ad estinguersi se non cambiamo postura, se non cambiamo modo, ed è per la prima volta un cambiamento climatico avviene non per moti naturali dell'universo, ma per comportamenti umani, una cosa pazzesca, e qui non è come i virologi che ognuno dice la sua diverso dall'altra, qui c'è il 90% di scienziati che dice quella roba lì, e beh, se io fossi su un'isola e se riuscissi a farlo, primo, dichiarerei tutta l'agricoltura della mia isola biologica, organica. Pensate, il primo luogo al mondo che si dichiara organico al 100% verso il mondo. E chi può farlo se non un'isola? Perché come sapete il grande problema del bio è che poi il vicino fa agricoltura convenzionale e ti contamina. Voi avete già una marea di bio, perché il vostro pecorino, se fatto bene, è fatto con latte di pecore che stanno in mezzo ai prati, è naturalmente biologico, e poi il vino, e poi tutto il resto. Io incomincerei un processo dichiarando la Sardegna isola biologica, punto, e lo racconterei al mondo. È un argomento di marketing pazzesco, lo so che bisognerà convincere qualche neofobo, lo so che è un processo che può durare almeno 5 anni, tenete presente che un'azienda agricola per dichiararsi bio ha 3 anni di tempo, 3 anni di lavoro, e quindi si incomincia e si arriva. Primo. Secondo, ma certo, una volta arrivati in Sardegna sarebbe fantastico avere un'organizzazione di moving share che funzioni solo ad elettrico o a biometano, punto. E organizzare una roba del genere, lo so che è complicato, ma le cose complicate sono quelle fighe,
sono quelle in cui conviene avventurarci, sì, perché fare le robe semplici non è assolutamente divertente, poi adesso ne parliamo, ma pensate se io avessi un'offerta mondiale di un'isola che ha avuto il colpo di culo di nascere, di sorgere, quando Pangea si è diviso 180 milioni di anni fa, con l'Eurasia che andava a est e le Americhe che andavano a ovest, ed è sorto questo mare pazzesco che, a detta di tutti i geografi e di tutti i naturalisti del mondo, è il mare in assoluto più bello del mondo, meglio pescoso, con i venti migliori, con le temperature migliori. Ebbene, al centro di questo mare, per puro culo, è nata quest'isola rettangolare che gode della meraviglia di essere lì in mezzo. E quindi immaginate quest'isola che decide, visto che ha avuto questa fortuna pazzesca di sorgere lì, di farsela perdonare offrendosi al mondo in una maniera antimodello e soprattutto contemporanea al mondo. La grande mossa che secondo me deve fare la Sardegna dovrebbe essere, a me farebbe impazzire, la prima isola che si offre al mondo totalmente biologica e totalmente con trasporti share e compatibili con l'atmosfera. Sarebbero due argomenti di marketing per cui andate su tutti i TG del mondo, tutti parlano di voi, fate uno scoop pazzesco e dal giorno dopo partite, anche se non avete ancora i treni veloci, anche perché il tema è gestire le imperfezioni, insomma, se no uno deve, prima che aspetti di essere perfetto, ragazzi, ci passa il tempo. Bene, il grande Marcello Mancini, che è stato ben presentato come il più bravo organizzatore non solo in Italia, qui parliamo a livello mondiale, di eventi e congressi, cioè luoghi dove ci si trasferiscono idee, luoghi dove entri un po' povero e esci un po' ricco di idee, perché questo è il bello, lo scambio. Mi ha chiesto di raccontarvi le 10 mosse che servono secondo me per avere un futuro, soprattutto in questo preciso momento storico. Ve le dico molto rapidamente, ve le racconterò molto convinto, come fossi pieno di certezze, ma non è così. Io sono pieno di dubbi, cambio idea rapidamente, mi piace molto di più ascoltare gli altri che non ascoltare me stesso. Mi piace, odio in maniera mostruosa. Ogni giorno trovo qualcuno che ha più talento di me e imparo e copio, però per fare prima ve la racconto piena di certezze sta roba, anche per non usare i congiuntivi, i condizionali che sono molto più lunghi dei tempi presenti e ci vorrebbe molto più tempo. Bene, la prima mossa, guardate, mi sono anche fatto una di quelle slide che piacciono a me, le vedete? Cioè che non è altro che un cartello che ho vicino a me, o anche un pennarello, perché adoro molto mettere insieme analogico e digitale, e soprattutto noi italiani dobbiamo scimmiottare il meno possibile questi qua della Silicon Valley che fanno delle robe galattiche, dobbiamo copiare da loro metodi fantastici per essere più veloci, eccetera, tuttavia dobbiamo mantenere questa nostra postura creativa, un po' antimodello, un po' originale, anche un po' imperfetta. A proposito di questo, la prima mossa è saper gestire l'imperfezione. Dobbiamo renderci conto che siamo esseri imperfetti. E il cercare la perfezione è spesso un alibi per non combinare un tubo. Vedrete che nel vostro percorso di modernizzazione e di offerte innovative della Sardegna troverete tanti neofobi che vi diranno ma non è perfetto, ma prima di farlo share, quanto ci va, ma prima di rendere tutta la nostra agricoltura biologica, perché non accetta? In genere cercare la perfezione è un alibi per non fare un tubo e maschera pigrizia. Noi siamo esseri imperfetti, primo perché non sappiamo dove nasceremo, da chi nasceremo, da che famiglia, non decidiamo il colore della nostra pelle, non decidiamo il genere, se maschio o femmina, non decidiamo il nostro orientamento sessuale, non decideremo neanche dove morire. Pensate che serendipiti, che fatalità ci sono alla base della nostra vita. E poi siamo imperfetti perché usiamo una piccola parte del nostro cervello, come ben sapete. E quindi dobbiamo pensare che realizzeremo sempre progetti imperfetti. Bene vince chi sa gestire l'imperfezione, cerca negli altri la parte un po' meno imperfetta e quindi dà fiducia, e cerca in sé la parte un po' meno imperfetta e quindi ha fiducia in sé. La prima regola per rapportarsi col futuro, secondo me, è to manage the imperfection, ve l'ho detta in piemontese.
saper gestire l'imperfezione umana, sapere che siamo imperfetti. Mossa numero 2. Saper individuare le priorità e saper semplificare. Quando mi chiedono quali sono le 2 caratteristiche principali dell'imprenditore, del manager, del politico, insomma di chi è in una posizione chiave, io dico saper gestire le priorità e saper gestire le complicazioni semplificandole. Bene, gestire le priorità vuol dire, per esempio, la mattina prima fare la doccia e dopo vestirsi. Perché se prima ti vesti e poi fai la doccia è un casino, ve lo garantisco. Ci si bagna tutto, bisogna tornare indietro, si impreca, poi bisogna vestirsi, asciugarsi e si dà sempre colpa al resto del mondo per cui hai sbagliato. E guardate che c'è un sacco di gente che prima si veste e poi fa la doccia e poi non riesce a combinare un cacchio nella sua giornata. Questo significa che quando ti svegli la mattina hai 100 cose da fare, per questo succede a tutti noi. Capire, gestendo la tua imperfezione, che ne puoi fare 10, per esempio, c'è chi ne fa 7, chi ne può fare 12, e prendere un foglio bianco e scrivere quelle 10 cose che devi fare quel giorno, non in senso di importanza, ma in senso temporale per poter farle tutte e 10. Esempio, la Sardegna, che vuole rivolgersi al mondo in una maniera diversa, individua come priorità gli Stati Uniti d'America. Questo significa prima e dopo vestirsi. Sbaglia, perché non è ancora maturo il tempo per fare un discorso del genere. Se io faccio un certo discorso nella costa est, nella costa ovest degli Stati Uniti d'America, è probabile che nel giro di 1 anno o 2 ho già successo. Se decido di farlo in Afghanistan, o se decido di farlo in Corea del Nord, significa non avere senso delle priorità. Bene. Semplificare. Avete notato che ultimamente tutti ci dicono è complicato, incominci una riunione, c'è una roba, è complicato. Io quando mi sento dire complicato vado via e dico guardi, io torno quando ha trovato la strada per renderlo semplice, perché è inutile, complicato vuol dire non farlo. Bisogna prendere le cose complicate, farne una palla, scagliarla contro un muro, che cada completamente a pezzi, riprendere quei pezzi, eliminare quelli inutili e vedrete che ce n'è una stangata di inutili, tenere quelli necessari e ricomporli col senso temporale. Bisogna smetterla di dire non sepol. Noi al nord, nel Triveneto, cioè a Trieste per esempio, c'è questo vizio a Trieste di dire sempre non sepol, non sepol. Io sono stato una settimana intera a Trieste, che forse è la più bella città di mare d'Italia, una roba pazzesca, di una bellezza inaudita, a chiedermi perché una città così bella oggi aveva la metà del PIL di Udine, che è diventata la sua vera capitale. E facendo un giro nei miei ambienti, che potete immaginare, sono le osterie, le librerie, la pubblica amministrazione, perché dovevo aprire Italy, avevo bisogno di licenze, sentivo sempre dire non sepol. Qualunque cosa chiedi la dicono non sepol. Ebbene, io ho fatto fare, siccome aprivo Italy la settimana successiva a Trieste, un cartello dai miei di 12 metri per 3 con scritto Sepol e l'ho messo sopra la porta d'ingresso di Italy Trieste. Sepol. Si può aprire il magazzino dei vini che è 2 secoli che deve essere restaurato, si può assumere 100 persone e creare posti di lavoro, si può celebrare le meraviglie dell'enogastronomia del Venezia Giulia nel mondo, eccetera. Sepol. Quindi la mossa numero 2 è le priorità e la semplificazione. Mossa numero 3, questo vi riguarda da me. Pensare locale e agire globale. Bisogna fare praticamente, per chi ha avuto il culo di nascere in Italia e per chi l'ha avuto grande così di nascere nella più bella isola al centro del Mediterraneo, bisogna fare il contrario di quello che sia alle scuole di marketing. Alle scuole di marketing insegnano Think Global, Act Local, che è importante, molto importante pensare globale quando si agisce locale. L'abbiamo sentito prima dai discorsi di Antonio Gianfranco, innovazione, trasporti, sono pensieri globali che vengono portati a livello locale e questo va fatto. Ma chi ha avuto, ripeto, la fortuna di nascere nel più bel paese del mondo deve anche essere capace di fare il contrario. Think local, cioè studia la tua terra, ma bisogna prima studiarla la propria terra. Non si può parlare della propria terra senza averla studiata. Bisogna studiare almeno una trentina di generazioni prima,
bisogna studiare la storia, bisogna studiare le persone che ci hanno vissuto, bisogna sapere a memoria tutti gli incipit dei grandi letterati che ci hanno scritto, bisogna studiare la propria terra. Se poi volete farmi qualche domandina su Pavese e Fenoglio, che sono due piemontesi, anzi albesi, sono tutti gli incipit, non preoccupatevi. Bisogna studiare la propria terra e poi andarla a vendere nel mondo. Think local, act global. Ma per andare a vendere nel mondo la tua terra devi conoscerla e per conoscerla bisogna studiarla. Purtroppo in Italia assistiamo a tanta gente un po' incompetente perché è pigra, che non ha approfondito bene i temi. Ho capito che non è assolutamente il caso, almeno delle due persone che ho sentito parlare prima, Antonio Gianfranco, anzi, bisogna studiare la propria terra e studiando la tua terra ti viene un coraggio da leoni ed una voglia pazzesca di venderla al mondo. Mossa numero 4, saper narrare. Perché alla fine, poi, dopo che l'hai studiata, dopo che sei pronto a venderla al mondo, se non la sai raccontare, sei fottuto. Guardate, la parola, ne parleremo come ultimo punto, perché me lo sono tenuto al 10º. La parola è la parte musicale della nostra vita. La filiera umana è la seguente: sentimenti, pensieri, parole, comportamenti, azioni. Al centro c'è la parola, che deve nascere da sentimenti e pensieri di un certo tipo, è chiaro. Ma la parola, saper raccontare, è fondamentale. Io ogni volta che vado a farmi un girettino in Francia, i campioni mondiali del marketing, da cui c'è da imparare, quando vado da un popolo diverso dal mio, io non perdo mica tempo a criticarlo, ma neanche 30 secondi. Passo tutto il tempo a vedere dove sono più bravi di noi e a copiare. Altro difettino di noi italiani, che abbiamo una forma di sciovinismo strano, per cui critichiamo molto la nostra nazione vivendoci, poi però pensiamo di essere i migliori del mondo in tutto. Non è così. Nel marketing i francesi fanno un culo così, e fatevi un giro in Francia a vedere la cartellonistica stradale della Francia. È un paese narrante. C'è un castelletto da 4 soldi, tu ti vedi all'uscita dall'autostrada un cartello straordinario che ti fa venire una voglia pazzesca di uscire a vedere quel castelletto da 4 soldi. Noi abbiamo solo degli immensi cartelli verdi con scritto controllo elettronico della velocità, che coprono anche i nostri landscape e i nostri castelli, perché siamo diventati bravissimi a descrivere i divieti, numeri 1 al mondo nella narrazione dei divieti e numero 1 al mondo nella narrazione delle lamentele. Abbiamo dei Maradona a descriverci in un disastro, in uno sfacelo incredibile. Beccano anche un sacco di applausi e fanno un sacco di audience, e questo è anche un indice di una caduta di coscienza civica, di proattività e di ottimismo da parte di noi italiani. La Sardegna dovrebbe diventare un'isola narrante, riempitela di cartellonistica straordinaria dovunque. Uno deve leggere quello che sta guardando. Dobbiamo imparare a narrare. Per imparare a narrare bisogna intanto aver letto sia libri che poesie, bisogna aver studiato bene la propria storia, poi bisogna avere capacità di sintesi, cioè riuscire in 3 parole, 4 a dire le cose che per un altro ci vanno 6 periodi e 42 parole, bisogna dirlo brevemente, poi bisogna sapere le lingue, e io mi immagino un'isola, la più bella isola del Mediterraneo, piena di una cartellonistica che si dichiara, oltre che isola bio, oltre che isola carbon free per il moving, si dichiara anche isola narrante, cioè che anche senza bisogno di un signore, di qualcuno che ti conduce, che ti parli, una guida, sia capace di narrarsi, saper narrare. Mossa numero 5 è il tema del rispetto. Questo è il futuro, salvare il pianeta, il rispetto. Come lo possiamo conseguire? Io lo dico, ve lo ridico in piemontese: from duty to beauty, cioè passare dal senso del dovere al senso del piacere. Dobbiamo fare in maniera che diventi figo comportarsi bene. Io vorrei sentire un ragazzino di 20 anni che dica: io faccio la differenziata, ma non per senso del dovere, ma rotto le balle, la faccio perché poi lo racconto in giro e cucco di più. Ecco, immaginate un mondo dove si cucchi di più a fare la differenziata.
Questo deve essere il futuro, from duty to beauty, bisogna raccontarlo con piacere. Il tema del rispetto deve diventare figo, deve diventare una roba che ti fa sentire meglio, oltre che con te stesso, anche con gli altri. Perché finché non usciamo dalla sfera del dovere, che per noi italiani è molto noiosa, prima di tutto per me, noi odiamo fare le file, non siamo dei grandi studenti a scuola, insomma abbiamo una serie di caratteristiche che arrivano da un po' di generazioni. Insomma. Ebbene, dobbiamo forzare questa cosa, riuscire a narrare il rispetto per il senso del piacere. E su un'isola, secondo me, perché insisto su sta roba? Insisto su sta roba perché su un'isola, secondo me, è possibile fare una valanga di robe in più. Hai un mucchio di problemi, perché devono arrivare con gli aerei, devono arrivare con le navi, cioè da un lato essere su un'isola è molto scomodo e complicato, ma dall'altra, sul tema della narrazione, del cambio, di fare dei colpi d'ala, puoi fare prima. Beh, il punto numero 6 è molto semplice. Anche qua l'ho scritto in piemontese. Never ever give up. Mai mollare. Guardate che Churchill ci ha vinto una guerra che sembrava persa. Mai moulé, noi diciamo in piemontese. Non dobbiamo mai arrenderci, mai mollare. E lì voi non avete problemi, credo, in fatto di testardaggine, di non mollare, per raggiungere gli obiettivi. Insomma, ci siete. Dobbiamo capire che è un mondo in cui altri mollano prima di noi e noi dobbiamo essere gli ultimi a mollare. Cioè, ficcatevi una roba in testa, prendete una strada e su questa non mollate più. 1000 difficoltà, 1000 casini, 1000 neofobi che vi diranno che tutto è perfetto, raggiungibile, never ever give up, perché tu fai tutte le cose bene, poi se sei uno che molli alla prima difficoltà. Il punto numero 7, io al settimo punto metto sempre quello più importante di tutti, non sto a rompervi le balle sull'importanza del numero 7, sulle 192 citazioni della Bibbia, neanche sui 7 giorni della settimana, i 7 nanetti e i 7 re di Roma. Ma al punto 7 ho messo la cosa più importante, restare giovani. Lo sto dicendo in Italia, che è la nazione più longeva del mondo, insieme al Giappone, alla regione che all'interno della nazione più longeva è la più longeva. Restare giovani è dura in un paese di vecchi, sostanzialmente. Siamo anziani perché? Perché i giovani non fanno figli perché hanno poca fiducia. Se non hai questa robetta qua che si chiama la fiducia, è un casino. E noi anziani non moriamo mai perché si mangia da Dio. E quindi le due robe messe insieme fa sì che siamo un po' vecchi. Dobbiamo restare giovani. E io vi dico la mia idea di come si fa a restare giovani. Io sono un soluzionista, quindi faccio di mestiere imprenditore. Mancini prima ha cercato di descrivere questo mio mix un po' strano di poesia e di matematica che mi porto dietro fin quando ero piccolo. Sono le due materie che preferisco di più. So che sono diciamo, vocazioni che possono apparire contrastanti, ma io adoro la poesia e i numeri e la poesia dei numeri, come quelli che c'erano prima del Covid, con dei segni più davanti. Mi piace crescere, adesso che vedo sti segni rossi, cazzo, quella è poesia negativa, mi mandano fuori di testa. Poesia matematica. Ebbene, in questa storia qua, la mia soluzione che vi presento è la seguente: eliminare la parola io dal proprio vocabolario. Pensateci un attimo. Lo sapete che la parola io è la parola più detta in assoluto dagli italiani? Provate a fare un esperimento, anche quando siete in una di queste conferenze organizzate da Mancini, eccetera, c'è un oratore che parla, fate finta di prendere appunti, così lui è anche contento che vi vede prendere appunti, ma invece di prendere appunti, fate semplicemente una stanghetta ogni volta che dice io. E se riempite il foglio, non fate un tubo di quello che vi dice quella persona lì. Ste persone che vanno ai congressi a parlare di sé, della propria esperienza, perché ritengono che la propria esperienza sia unica, sia la cosa. Quando mi obbligano a parlare di me, che è una roba che odio, allora sapete cosa faccio io per protesta? Racconto solo i miei errori, che sono tantissimi, e vedi sta gente che dice: ma come cazzo, questo qui ha sempre sbagliato, come ha fatto a aprire 42 vite nel mondo sbagliando sempre? I vecchi, dicono io, più sei vecchio più parli di te.
a volte assistiamo a delle chiacchierate tra due italiani, uno incomincia dicendo io e racconta un fatto suo, l'altro risponde dicendo e io e racconta un fatto suo, quest'altro un altro fatto suo, e alla fine loro credono di aver parlato, ma non si sono ascoltati. Sembra che siamo tutti sempre dallo psicologo a parlare di noi stessi, invece di essere in compagnia a cercare temi pubblici, temi comuni. Eliminiamo la parola io dal nostro vocabolario, perché i vecchi dicono sempre io. Si rimane giovani a parlare delle cose degli altri e si fa, guardate, è un allenamento bestiale. Io ci ho scritto anche un libro, sono riuscito a scrivere un libro intero senza mai mettere la parola io. Vi giuro che è stato molto difficile, ma si può fare e allenandoci cambiamo. Se vi succederà mai, mi rivolgo a chi ci ascolta che ha figli o addirittura come me nipotini, che vi venga un giorno da dirgli ai miei tempi, correte in bagno, chiudetevi, guardatevi allo specchio, respirate forte e giurate a voi stessi che non direte mai più ai miei tempi. Il fatto di pensare che la propria esperienza sia indispensabile per risolvere un problema è un indice di vecchiaia. Abbiamo bisogno di tornare giovani. I paesi giovani li riconoscono perché parlano di problemi comuni e non di se stessi. Punto numero 8, copiare. È tutta la vita che copio e mi trovo da Dio. Penso che copiare sia uno dei modi di fare più umili, poetici e furbi allo stesso tempo. Vi cito uno dei più grandi copiatori della storia dell'umanità, l'uomo che secondo me ci rappresenta più nel mondo, Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci era un copiatore pazzesco. Quando fa l'uomo vitruviano, lo copia da uno che gliene aveva parlato. Ma cosa fa? Lo copia ma lo migliora da Dio. Così come copia le macchine per fare la guerra e le porta a Ludovico il Moro scopiazzate da un amico fiorentino ma migliorate da matti. Io tutti i giorni trovo qualcuno che ha più talento di me e copio. Tutti i giorni trovo qualcuno che sa esprimere un valore, ha in mente un progetto migliore del mio e copio, non imito. Dico apposta questa parola un po' provocatoria, copiare. Copiare per me significa individuare in un'altra persona, in un altro prodotto, in un altro servizio, una cosa straordinaria che ti piace da matti e che capisci che puoi applicare al tuo di progetto, applicare mettendolo dentro il tuo modo di fare, insomma, adattandolo, e per fare prima, per guadagnare un sacco di tempo. Sono eccezionali i popoli che copiano e quelli che non copiano restano indietro. Copiamo dai migliori. Io, per esempio, farei un girettino in Emilia-Romagna per capire come in 21 km di costa, io adesso dico un numero a caso, poi mi correggerete, voi ne avrete 1200 km di costa. In 21 km di costa fanno 22 milioni di turisti stranieri. Andrei a cercare di capire. Poi c'è un target, magari vado a trovare, copio qualcosa. Come andrei a farmi un bel giretto in Alto Adige da queste famiglie straordinarie che gestiscono gli hotel con base familiare, hanno dei pieni della Madonna. Ci sono dei popoli nel turismo. Se fossi romano andrei a Dubai a cercare di capire perché Dubai fa 15 milioni di turisti stranieri e Roma ne fa 7,8. Cioè perché Dubai fa il doppio di turisti stranieri di Roma. È pazzesco. Ma anche un girettino alle Baleari me lo farei, Guarderei bene i loro siti, eccetera. Copiare si fa prima. Punto numero 9. Saper cambiare. Dobbiamo essere capaci a cambiare. Guardate, ve la faccio così. Ve la faccio in questa maniera, state lì. Alla buona, mi piacciono queste slide fatte alla buona, guardate. Aggiustiamo questo. Questa è la curva della vita, è la curva. Vedetela come la curva di un'azienda, vedetela come la curva delle performance della Sardegna, vedetela, chi non gli frega niente, come la curva del proprio rapporto con la moglie, il marito o con i propri figli, ma tanto è una curva.
Cioè tendenzialmente noi umani, se non interveniamo certe volte sulla linea, diventa una curva. C'è il famoso punto B. Il punto B è quello del manager, del politico, dell'imprenditore molto in gamba, perché fa l'analisi e ha visto che c'è qualcosa che non funziona nella sua azienda. È cambiato delle robe e allora decide che è il momento di cambiare. Guardate cosa fa. Questo è il tempo di reazione, perché non ce la fai a fare tutto. Se voi decideste mai che tutta l'isola della Sardegna dovesse diventare biologica, ci va come minimo 3 anni, perché ci va 3 anni perché un'azienda diventi bio, ma 5. Tempo di reazione e si riparte. Il punto B è fantastico, perché se lo capisce il punto C, sei fottuto. Questo è il tuo tempo di reazione, ma vai in crack. Volevo però dirvi che esiste un altro punto, che è il punto A. Il punto A è quello dei fuoriclasse. Tutto va bene nella mia azienda, tutto va bene nelle robe che sto governando, tuttavia io guardo lo scenario e capisco guardando lo scenario che devo cambiare, perché sennò non sarò più in linea con lo scenario dell'Italia, del mondo. Questo è il mio tempo di reazione e allora parto. Guardate quanto A guadagna su B. È importante sapere sempre a che punto stai della tua azienda, della tua isola, della tua famiglia. Sempre domandarsi ogni giorno a che punto stai per decidere quando è il momento di cambiare e cambiare al momento giusto, perché se tu decidi di cambiare da questo punto qua all'inizio sbagli, sta andando tutto bene e no, bisogna cambiare nei momenti giusti. Ho lasciato per ultimo l'ultimo punto dove anziché disegnarvela, siccome l'ho già fatta, ve la faccio vedere. E l'ultimo punto l'ho chiamato l'ultimo punto l'ho chiamato nuove parole. Siamo usciti da una roba che, guardate, non è piccola, è molto tosta sta roba del Covid, molto tosta. Non è come nel 2001 le Torri Gemelli, dove pensavamo usciremo diversi, alla fine siamo usciti, è stato tutto uguale. Neanche come il 2008, la Lehman, dove pensavamo poi usciremo diversi, tutto uguale. Perché sono robe che hanno colpito un pezzettino dell'umanità. Da un lato i ricchi, la Lehman, gli investitori, ma tante famiglie non hanno toccato per nulla, e così anche per quanto riguarda la parte del 2001, delle Torri Gemelle. Stavolta è stata una pandemia che ha colpito il mondo e ha fatto ragionare il mondo. Come usciremo? Diversi. Secondo me non saremo molto diversi come immaginano tanti, ma saremo diversi in questa maniera. I migliori ne usciranno ancora migliori e i peggiori ne usciranno ancora peggiori. In questo secondo me starà il grandissimo elemento di novità del post-Covid. Ma i migliori che sono ancora migliori, quello è un mercato fantastico. Quello è il mercato. Secondo me sono metà più uno del mondo. Sembrano di più i peggiori. Allora, per peggiori, ragazzi, è chiaro cosa intendo io. Quello che non cambia mai idea, quello che urla, che ha atteggiamenti smodati, quello che pensa che un altro che non la pensa come lui è un cretino, un deficiente, quella roba lì. I peggiori hanno il fatto che fanno molto più rumore. I migliori fanno meno rumore, scrivono meno sui social, piantano meno casino. Quindi abbiamo l'impressione che siano di meno. Non è vero. Sono almeno la metà, se non la metà più uno del pianeta. Che vuol dire ragionare su, ragazzi, vuol dire ragionare su 4 miliardi di persone. E allora è un mercato straordinario, il migliore che diventa ancora migliore. E a quel mercato straordinario noi dobbiamo rivolgerci con nuove parole. Io adesso vi dico le 5 nuove parole che secondo me funzioneranno da matti per il prossimo futuro. Io ragiono sempre a 1 anno, 2, 3, a me pensare a 10 anni. Ragazzi, 10 anni è un altro pianeta e le operazioni che dovete fare voi sono brevi. È per quello che avete fatto bene a scegliere gli Stati Uniti. Cioè voi dovete fare in maniera che
il 2022 sul 2021 faccia più 357% di incremento. E quello che poi è facile passare dallo 0,74 l'1% dei turisti a 3,50, ma voglio dire, dovete fare un incremento della Madonna. Ebbene, cosa ho fatto? Ho disegnato la sfera della vita. Vedete la sfera della vita? E ci ho messo le 5 fasi, secondo me, della vita, che sono mangiare, amare, studiare, lavorare, sognare. Pensateci un attimo. Sulle prime 2, chi ci ha inventato, chi è credente può pensare a Dio, chi non lo è può pensare all'evoluzione darwiniana. Diciamo che chi ci ha creato, quel furbetto, ci ha messo 2 orgasmi. Se noi non godessimo a mangiare e a fare l'amore, ci saremmo già estinti. Pensate quanto sono funzionali quelle 2 fasi per la continuazione della specie. Per questo sono le basilari e arrivano dal passato. Mangiare e amare. Poi noi umani, ed è per questo che ci siamo distinti da altre categorie animali, ci siamo inventati un terzo orgasmo. E questo ce lo siamo inventati noi, la cultura. Io vado sempre a cercare di isolare i momenti storici, quei 173 anni fantastici, dalla nascita di Pericle alla morte di Aristotele, questi 4 fenomeni che a tre si sono conosciuti, Pericle, Socrate, Platone, Aristotele, hanno cambiato il mondo, perché ci hanno insegnato, hanno inventato una nuova immaginazione, quella sulla quale viviamo oggi. Hanno inventato un nuovo concetto di bellezza, un nuovo concetto di governo che si chiama la democrazia, hanno inventato un nuovo uso della moneta, un nuovo rapporto con l'economia, hanno inventato dei ragionamenti di filosofia straordinari che servono a vivere, a chiederci ogni giorno da dove arriviamo e dove cavoli dobbiamo andare. Ebbene, il rapporto tra passato e futuro, hanno ragionato su questa cosa della materia e del tempo in maniera assolutamente innovativa, rivoluzionaria. Ebbene, hanno inventato una roba che si chiama la cultura. E il terzo orgasmo che abbiamo inventato noi umani, il godere del sapere. Godere del sapere. Quindi godere a mangiare, godere a fare l'amore, godere a studiare, che è la terza fase. La quarta è lavorare e l'ultima è sognare. Che vita è senza sogni? È una vita inutile da vivere. Le 5 fasi sono fondamentali a vivere facendoti perdonare il fatto che sei nato. Altrimenti non te lo fai mai perdonare e sei nato proprio non per caso, per sbaglio. Ecco le 5 parole che io propongo di mettere vicino, sto cercando di muovere che vediamo, di mettere vicino alle 5 fasi. Per quanto riguarda il mangiare, la nuova parola è terra. Ragazzi, questa è la novità e viene dal passato. La filiera del cibo è agricoltura, trasformazione, cucina, piatto. Chi non capisce di terra, chi non capisce di agricoltura non può capire di cibo. La terra madre. Bisogna parlare di cibo partendo dalla terra e quindi nel vostro progetto di marketing mondiale, se dovete narrare le meraviglie di cibo che sapete produrre, partite dalla terra. Raccontate le storie dei vostri contadini, raccontate le vostre storie. Questa è la roba che agli americani piace da pazzi. Ve lo dice uno che pur con tutti i suoi errori c'ha 2 Italy a New York, 1 a Boston, 1 a Chicago, 1 a Los Angeles, 1 a Las Vegas e facciamo una roba apparente di 400 milioni di euro negli Stati Uniti e abbiamo una roba apparente di 5.000 persone che lavorano sulle 9.000 che abbiamo globali agli Stati Uniti. Per me gli Stati Uniti sono il 60% del giro d'affari e il 90% dell'EBITDA, per capirci. Quindi pensate quanto sono incazzato in questo momento che gli Stati Uniti sono ancora in ginocchio perché qualcuno ha sottovalutato sta roba, qualcuno figo che voleva fare il figo ha sottovalutato sta roba, non sono partiti in tempo, mentre i nostri avranno tutti i difetti del mondo, i nostri politici, ma almeno l'hanno aggredita con 1000 errori. E adesso noi siamo fuori, io i ristoranti italiani li ho aperti, i ristoranti di New York sono chiusi e la città più figa del mondo sotto il profilo dei consumi, del divertimento, anche se è finta, Las Vegas,
è ancora praticamente chiusa, ci sono 100.000 persone senza lavoro, insomma un casino. Ma ripartirà veloce, perché appena finita la pandemia gli americani, a differenza di noi, sono velocissimi in quel passaggio del cambiare della curva. Cioè gli appartamenti valgono il 30% di meno, bene, li vendiamo al 30% di meno, non come noi italiani che c'è sempre tempo. Hanno delle reazioni sotto il profilo economico del cambiamento di postura che sono straordinarie e quindi torneranno a essere in grande forma. Amare. La parola che vi propongo vicino ad amare è riparare. Avete notato che non si ripara più il tubo? Non è che non si ripara solo più i phon, i ferri da stiro, ma non si riparano più i matrimoni, non si riparano le amicizie, non si ripara più niente, perché questo mondo nuovo dei social ci fa immaginare che possiamo trovare nuovi amici, nuove mogli, nuovi mariti molto in fretta. Non è così. Riparare è la roba più bella, più importante da mettere vicino alla parola amare. Ripariamo le nostre amicizie, i nostri amori, ripariamo i nostri sentimenti, e nei nostri sentimenti l'amare è quello principale. Diceva Aristotele, se ci fosse solo amore non servirebbero le leggi, perché tutta la gente che ama, cosa gliene frega delle leggi, quindi il rispetto c'è di fondo. Terzo momento della vita, studiare. La parola che vi suggerisco da mettere vicino a studiare è mutare, mutare. In questo caso siamo in un momento storico in cui non dobbiamo solo cambiare, dobbiamo mutare. Dobbiamo geneticamente mutare in relazione ai nostri sentimenti, e cioè passare dalla sfiducia alla fiducia, passare dall'egoismo all'altruismo, passare dal mancato rispetto ad essere rispettosi, passare dall'essere piccoli e vittimisti ad avere un grande senso del futuro. Passare dal pensare di avere proprio talento e che gli altri non ce l'hanno a notare che ognuno ha un talento migliore del nostro. Passare da essere codardi ad essere coraggiosi. Mutare. Abbiamo bisogno di mutare, ma per mutare dobbiamo studiare. Io sono tra quelli che sostengo, quando vado alle riunioni degli imprenditori, li faccio morire da ridere, infatti non ci credono, ma gli dico: ragazzi, uno che non abbia letto Guerra e Pace non può fare l'imprenditore. E questi si mettono tutti a ridere, gli dico: è così. Perché uno che non abbia combattuto con le prime 100 pagine di Tolstoi e con suo stile narrativo terribile, dove fai una fatica bestiale e poi tu sai che di pagine ne hai altre 900, che sono 1000. E chi riesce a superare quelle 100 pagine poi entra nel ritmo di Tolstoi e per le altre 900 pagine vola sulle ali della storia e fa impresa. È un'impresa leggere Guerra e Pace, uno dei più bei libri della storia dell'umanità, e chi non ha letto Guerra e Pace non può fare l'imprenditore. Dobbiamo studiare se vogliamo mutare. Lavorare. La parola nuova da abbinare al tema del lavorare è insieme. Insieme. Dobbiamo imparare a lavorare insieme, perché abbiamo capito, tutti noi, che oramai vince il branco. Noi italiani siamo, credo, il popolo più bravo del mondo a lavorare da soli. Credo di non aver conosciuto altri popoli più bravi di noi a lavorare da soli. Da soli siamo i numeri 1. Quando entriamo in branco diventiamo scadenti. 10 giapponesi, cioè un italiano contro un giapponese gli fa un culo così, 10 giapponesi contro 10 italiani ci fanno un culo così a noi. Dobbiamo imparare a lavorare insieme. Quindi, operazione numero 1 di chi è nelle posizioni chiave: coinvolgere i propri collaboratori, prendere delle decisioni insieme, perché l'armonia si crea solo se parte dalle fondamenta. Le prime decisioni, la rotta si decide insieme e poi si cammina insieme sulla barchetta. Poi se si cambia obiettivo non me ne frega niente. Il cammino per raggiungere l'obiettivo è molto più importante dell'obiettivo. Ho appena scritto un libro che si intitola Serendipity, dove racconto 50 storie fantastiche di successo nati per caso, nati per fatalità. La rotta non è mai stata cambiata, ma è cambiato l'orizzonte. Ok? Non sto a fare degli esempi, ma chi vuole poi legge il libro e si diverte da morire, perché dal panettone al Viagra, dalla Coca-Cola alla Nutella,
dalla insalata russa alla torta caprese, ragazzi, sono tutte serendipiti, tutte storie incredibili, perché chi viaggiava non ha mai mollato i valori del cammino, non ha mai bisticciato con le persone che erano la loro barchetta, ma era disponibilissimo a cambiare orizzonte, visto che si è trovato per errore, per fatalità, per varie cose in una situazione diversa. Lavorare insieme. Ultimo punto, e qua chiudo. Complimenti a Gianfranco che l'ha detto prima, vuol dire che siamo sulla stessa linea. Non ho scritto futuro, ho scritto avvenire. Perché? Ha centrato lui il tema. L'avvenire è molto più proattivo del futuro. L'avvenire è più tuo. Quando parli di avvenire, parli di te. Quando parli di futuro e mondo, scarichi un sacco di responsabilità. Ragazzi, è l'avvenire, la parola nuova sulla quale dobbiamo ragionare mentre facciamo cosa? Mentre sogniamo. Le cose che ho sentito prima sono sogni. È un sogno avere un moving decarbonizzato, è un sogno avere innovazione in Sardegna, perché nel nostro immaginario cosa c'è? C'è la Sardegna antica, quella delle pecore su questi prati. Bene, quello è un grandissimo valore, lo raccontiamo e lo facciamo biologico, ma poi partiamo anche di temi innovativi. Bene, chiudo con questa frase fantastica di Ingvar Kamprad, l'inventore e fondatore di Ikea, che al massimo del successo, pochi anni prima di morire, ha lasciato detto ai suoi: il più rimane da fare, per questo il futuro è meraviglioso. E pensate se lo dice uno come Ingvar Kamprad al culmine del proprio successo: il più rimane da fare, per questo il futuro è meraviglioso. Pensate quanto dobbiamo dirlo noi italiani, che abbiamo 55 patrimoni dell'UNESCO, primi al mondo, che abbiamo il 70% dell'arte antica dell'umanità di tutto il paese, primi al mondo, che abbiamo la più grande biodiversità agroalimentare della terra, primi al mondo, che i secondi sono anni luce da noi, che abbiamo avuto Rinascimento, che abbiamo avuto Traiano, Adriano. Ecco, noi che ci siamo ridotti un po' così, pensate che futuro che abbiamo davanti. Non siamo così sfigati, non siamo più primi al mondo, siamo settimi, siamo anche piccoli, siamo lo 0,20 delle terre emerse, insomma siamo un puntino. Ecco, questa è la cosa da dire da parte degli italiani: il più rimane da fare per questo futuro meraviglioso. E se lo dice gli italiani, lo dice anche la Sardegna. Chiudo, che Italia, ragazzi, più vi considererete italiani e più avrete successo. Più farete gli isolani sotto profilo della voglia di innovazione, del recupero della vostra storia, ma nello stesso tempo dovete essere patriottici, sentirvi assolutamente italiani, tutti insieme si viaggia, perché siamo sulla stessa barca. Vi ringrazio, scusate se l'ho fatta troppo lunga, poi se c'è qualche domanda, non mi ricordo più la domanda di prima, ma se volete poi rispondo. Prego, lascio la parola alla regia. Grazie, dottor Farinetti. Facciamo un applauso fisico anche virtuale. Il suo intervento è stato davvero interessantissimo. Credo che, almeno per me, sarà necessario riascoltare più volte, perché ha detto delle cose veramente molto serie sulle quali dobbiamo riflettere. Io ricordo tra l'altro un suo libro molto bello, letto qualche anno fa, in cui faceva riferimento al più grande uomo scimmia del Pleistocene, che avevo letto da ragazzo, che mi aveva ricordato un po' del passato, e anche quello era un riferimento eccezionale su quello che poteva essere il nostro futuro. Abbiamo qualche domanda dalla regia. Chiederei a Gianluigi di farsi da tramite. Siamo? Sì. Pronto? Vai Gianluigi. Eccomi. Sì, un po' di suggerimenti e sollecitazioni da parte delle persone, un po' di dubbi anche riguardo, insomma, la possibilità o meno di poter effettivamente riuscire a fare questo cambiamento, questa innovazione nell'avvenire che immagina Farinetti. Il dubbio è appunto come riuscire a scardinare un po' il sistema, come farlo, insomma, quali sono i suggerimenti legati proprio alle azioni per poter iniziare questo processo di innovazione.
Dovrei rifarmi un intervento da Madonna, però vi dico questo invece, me la risolve in 30 secondi. 30 secondi. È arrivato il momento di mandare nelle posizioni chiave i migliori e eliminare i mediocri. Per una serie di ragioni si è verificata una moda italiana di mandare i mediocri nelle posizioni chiave. Perché i migliori devono lavorare, andare in questa roba di perdere del tempo, fare delle robe, insomma. No? Io ho avuto degli amici che ci hanno provato, insomma, il mio grande amico Andrea Guerra ha provato un anno a risolvere il problema dell'Ilva, il mio amico Piacentini di Amazon ha cercato di digitalizzare il paese, il mio amico Cottarelli ha provato per un bel po' di tempo a sburocratizzare. Sembriamo un paese ingessato e dobbiamo mettere, l'unica maniera è fare in maniera che i migliori abbiano di nuovo voglia di andare nelle posizioni chiave, e questo è un discorso che riguarda i media, riguarda la comunicazione, riguarda tutto. Non preoccupatevi, avverrà. E avverrà appena toccheremo il fondo, perché quando tocchi il fondo rimbalzi, capito? Sapete perché le Langhe, noi in Langa facciamo Barolo, Barbaresco, questi vini straordinari ne vediamo la stangata del mondo? Perché nell'86 ne abbiamo ammazzati 23 col metanolo. Ci siamo riusciti ad ammazzarne 23. Facevamo la gara che faceva il vino più avvelenato e meno costoso, ok? Sapete perché la generazione di mio padre, quelli nati negli anni 20-30, sono stati magici, hanno fatto un miracolo economico del dopoguerra, hanno fatto una cosa straordinaria? Perché la generazione prima di loro, i loro padri, i miei nonni, si sono cuccati un ventennio in silenzio, facendo passare le leggi razziali come se niente fosse. Nel 40 hanno applaudito un tale in piazza che stava dichiarando guerra a mezzo mondo e li ha anche convinti che avrebbe risolto il problema in 2 o 3 mesi. Una generazione del cavolo. Poi si è toccato il fondo e poi dal 25 aprile 45 siamo tornati. Io confido moltissimo nella nuova generazione dei 20-30enni. Ne ho visti tanti, ne ho visti anche da voi, tanti in Sardegna. E ho visto bei ragazzi nuovi, secondo me loro lo faranno. Dovrà tornare di moda per i migliori entrare nelle posizioni chiave. Io non lo so se Antonio e Gianfranco, i 2 che ho sentito prima, sono in posizioni chiave, ma se lo sono, quelli sono 2 ragazzi che hanno capito come gira il mondo. Possono dare una grande mano alla Sardegna, perché mi sono piaciute moltissimo le slide di prima, in 2 robe, fanno anche a livello di marketing. Questa curva delle temperature con le Baleari è una figata, una paraculata giusta, perché poi sono valori giusti, ma è così che si fa il marketing. Ecco, questo va raccontato. Ho sentito da Gianfranco una voglia, un'energia, ci siamo secondo me. Bisogna che noi più anziani ci ricordiamo di restare giovani e rompiamo un po' meno le palle. Poi, come succede adesso, chiedono a me di dare consigli. Io dico sempre ai giovani, non chiedete consigli alla mia generazione. Vi stiamo consegnando il paese con 2.400 miliardi di debiti e in più vi vogliamo anche dare i consigli, lì è il massimo, cioè il massimo. Quindi di fare un po' da loro. Hanno una base pazzesca che è la terra, la terra straordinaria. E quindi non lo so, secondo me io sono ottimista, nel senso che bisogna esserlo obbligatoriamente, i problemi si possono risolvere. Il segreto è lì, dobbiamo mandare i migliori nelle posizioni chiave. Oggi li abbiamo nelle imprese. Abbiamo degli imprenditori italiani straordinari. Siamo primi nel mondo in una serie di settori pazzeschi che vanno dal cibo alla manifattura di precisione. Cioè, incredibile. Siamo anche i più precisi al mondo. Non esiste un'industria di sigarette, di tè, di cioccolatini che non imbusti prendendo dal distretto di Bologna. E facciamo le ceramiche migliori del mondo, facciamo un sacco di robe. Facciamo il formaggio pecorino più buono del mondo, però bisogna dedicare tempo a raccontarlo al mondo, anziché lamentarsi che ci pagano poco del latte o da cogliere dei politici che vengono lì a dirvi, ci penso io, a farvi andare da 0,60 a 0,75 il prezzo del latte. Cioè, bisogna fare il formaggio e venderlo, bisogna dargli un packaging, bisogna raccontarlo. Per farlo bisogna, e chiudo, di una roba che non credo di non avervi ancora detto, mettere i migliori nelle posizioni chiave. Grazie, molto esaustivo.
Benissimo, salutiamo il dottor Farinetti, continuiamo con il nostro programma, davvero grazie e complimenti Ciao a per il suo tutti, intervento. ci vediamo in Sardegna. L'aspettiamo, senz'altro, molto volentieri. Con Mancini, Grazie, vengo con Mancini. grazie Ciao. anche a Marcello, vi aspettiamo insieme. Grazie Marcello, Grazie. alla prossima. Allora, continuiamo. Adesso darei la parola a Robert che ci presenta i nostri ospiti americani. Robert l'abbiamo preso di sorpresa, quindi li presentiamo noi. Eccolo qui. No, ci sono. Ecco. A me sembra aver capito tutto, ma credo che non si possa fare. Mi sembra questa la sintesi di quello che ho capito io. Ma è una provocazione, naturalmente. Mi è piaciuto molto l'intervento. Allora, io più che io passerei la parola a Maria Elena Rosso, il direttore marketing e comunicazione di Enit, che è l'Agenzia Nazionale del Turismo, che introduce i tuoi referenti di Los Angeles e New York. Buongiorno e grazie per questo invito molto di ispirazione, sia gli interventi più tecnici iniziali e naturalmente anche la Lectio Magistralis che abbiamo ricevuto da Oscar Farinetti con tanti elementi che magari riprenderò in fondo sul cosa fare. E nel frattempo, anche per motivi organizzativi coi colleghi, abbiamo con noi Emanuela Boni, che è la responsabile dell'ufficio di Los Angeles di Enit, e Francesco Brazzini, che lavora, è responsabile delle attività sul trade dell'ufficio di New York, che peraltro in questi mesi sono rimasti totalmente collegati. Abbiamo molto lavorato su riguardare l'avvenire, come ci è stato detto di chiamarlo, e ridisegnarlo in un'ottica di quello che sta succedendo, con la massima flessibilità, perché una delle caratteristiche di questi tempi è che tutti i giorni riceviamo novità e a cui ci dobbiamo in qualche modo adeguare. Penso al tema dei collegamenti, per esempio, dei visti, insomma tutto quello che sta succedendo, che impatta fortemente in prima battuta, oltre naturalmente al cambio antropologico che è avvenuto di cui subiremo, insomma, tutti a vario titolo le forti conseguenze. Quindi io lascerei la parola ai colleghi, perché loro hanno un collegamento successivo e vi racconteranno le attività che stiamo facendo sul mercato americano, e quindi hanno un collegamento immediato, e quindi passo la parola a loro per poi chiudere a mia volta con insomma, le conclusioni sulle attività e su alcuni spunti di lavoro che spero possano essere utili. Quindi lascerei prima la parola a Francesco Brazzini, appunto della sede di New York. Francesco è già dovuto assentarsi in realtà, perché abbiamo questo secondo webinar che sta cominciando tra 5 minuti, quindi okay, grazie, la vai tu, tanto okay, sì. Faccio un attimo io il punto, perché comunque, nonostante, come ha detto la dottoressa Rossi, insomma, io sia nell'ufficio di Los Angeles, Francesco è a New York, in realtà insomma le attività vengono sviluppate e portate avanti come se negli Stati Uniti il nostro ufficio fosse unico, e quindi niente, volevo farvi un attimo il quadro, anche riprendendo quanto è stato detto fino a questo punto, perché si colloca, come posso dire, benissimo proprio all'interno di come abbiamo immaginato noi le attività per la ripresa, insomma, post-Covid, che, come è stato detto, purtroppo qua negli Stati Uniti sembra un attimino, sembrava vicina e di nuovo si è un attimino allontanata. A Los Angeles abbiamo dovuto chiudere di nuovo bar, enoteche, discoteche, insomma, quindi la situazione è veramente molto in via di evoluzione. Detto ciò, i nostri uffici sono rimasti attivissimi in questi mesi a partire da marzo, e pensando proprio a come metterci a disposizione dell'Italia in generale, di tutte le regioni, di tutti i partner delle regioni, e anche vedendo quello che avevamo fatto in passato, insomma l'anno scorso, quindi importanti webinar che noi eravamo andati a fare con i network importanti di agenzie Virtuoso, Signature Travel Leaders Group,
vedendo l'interesse che ci è stato mostrato dagli operatori proprio di continuare questi webinar di formazione, di aggiornamento, abbiamo pensato di diciamo inventarci, se così vogliamo, un formato di webinar un attimino diverso da quello che magari potevano essere le presentazioni che abbiamo fatto in passato, che avevano un attimino un taglio più se vogliamo istituzionale, e anche noi abbiamo proprio pensato che invece era il momento giusto per creare qualcosa di più intimo, e in formato proprio di racconto, di storytelling. Quindi abbiamo contattato le regioni che ci hanno risposto con un entusiasmo, posso dire quasi inaspettato se vogliamo, e già da fine maggio abbiamo cominciato questa serie di webinars che chiamiamo Italy with Friends, nella quale c'è proprio abbiamo proposto un formato da casa, perché nel momento in cui abbiamo iniziato eravamo veramente tutti in lockdown più o meno severo, più o meno restrittivo, diciamo. E quindi abbiamo creato questi webinar che andavano a sviluppare quasi una vicinanza, un rapporto umano, un rapporto più, come dicevo, più intimo tra il trade, che noi siamo andati ad invitare di volta in volta, quindi i nostri tour operators, i nostri agenti di viaggio, i media, e invece le regioni, che a loro volta hanno partecipato con testimonial, con partner, e quindi hanno proprio raccontato il territorio con questi webinar, che avevano, come dicevano, questo formato intimo, e poteva andare adesso vi faccio qualche esempio, insomma, da quello della Puglia, dove li abbiamo presi per mano e li abbiamo accompagnati lungo i vicoli, facendogli vedere magari il barettino dove si fa il mojito più famoso della Puglia, piuttosto che la terrazza che offre una veduta mozzafiato del mare della Puglia, che così, insomma, tanto successo ha tra i viaggiatori americani. Siamo stati a Cremona, dove con una guida turistica ha saputo proprio creare questa immagine della Cremona da sogno, e poi ci ha presi per mano e ci ha portato in un laboratorio di un mastro liutaio che ci ha mostrato come nasce un violino. Ecco, quindi questo tanto per farvi un paio di esempi sul formato. E la cosa molto interessante è stata che noi abbiamo cominciato con alcuni, diciamo, di questi webinars, che hanno poco per volta invece, come posso dire, ottenuto un successo quasi proprio da soli, no? Tramite un passaparola, evidentemente. Quindi magari le regioni che volevano cominciare con un webinar più generale sul prodotto regionale, sono invece tornati da noi dicendo: facciamo qualcosa di più specifico, andiamo veramente a raccontare le crociere sul Brent che andremo a fare con il Veneto. Quindi ci siamo trovati veramente a poter offrire, in un momento in cui i nostri operatori, i nostri agenti di viaggio non possono in realtà commercializzare, non possono vendere, riescono comunque a trovare risposta a un bisogno di materiale, di contenuti, anche per andare proprio a vendere quella che noi, insomma, da tempo tutti noi vogliamo andare ad offrire, che è l'Italia meno conosciuta, l'Italia off the beaten path, l'Italia verde, l'Italia sostenibile, l'Italia che offre la vacanza attiva, e naturalmente la Sardegna tutti questi elementi li può mettere a disposizione, insomma. Un dato importantissimo che noi proprio abbiamo letto da questi webinars e dal costante monitoraggio che noi facciamo con il nostro trade, con i nostri agenti di viaggio, i nostri tour operators qui negli Stati Uniti e anche in Messico in realtà, è che l'Italia rimane veramente top of mind, cioè il desiderio di viaggiare in Italia, nonostante quello che sta succedendo, non è mai diminuito. Anzi, il brand Italia rimane fortissimo. Noi riceviamo tantissime email che ci chiedono quando possiamo ricominciare a viaggiare,
quando possiamo tornare in Italia. Quindi diciamo in tutta questa situazione di incertezza rimane sicuramente un dato positivo. Vi faccio un paio di anticipazioni, poi naturalmente la dottoressa Rossi insomma scenderà più nel dettaglio su quello che noi, su altri progetti che abbiamo invece in mente proprio per questa seconda fase del 2020-2021, riagganciandoci a questo importante proprio valore dei social media, della comunicazione. Abbiamo appena chiuso una gara per una campagna di influencer marketing che dovremmo cominciare più o meno ad agosto-settembre, che andrà di pari passo con una campagna naturalmente sui social media e quindi è una campagna che noi andremo a mettere in campo diciamo in 3 fasi, e quindi inizierà come una campagna molto aspirazionale ed ispirazionale nel momento in cui ancora naturalmente non si può viaggiare. Subentrerà una seconda fase che vedrà invece proprio i nostri influencers, che saranno da 5 a 7 e sono influencer naturalmente che sono specializzati nei segmenti lusso, viaggi, lifestyle, moda, benessere, cibo, LGBTQ+. Quindi la seconda fase li vedrà proprio impegnati nel lancio invece della campagna internazionale, quando nel momento in cui sarà pronta la nuova campagna internazionale proprio di Enit a livello globale per tutto il marchio Italia. E infine ci sarà una terza fase che sarà quella del viaggio esperienziale, che vedrà 2 o 3 influencers che verranno proprio in Italia e quindi faranno diciamo questo viaggio, che andranno naturalmente a raccontare sui loro social media. Di pari passo con questa campagna di influencer marketing andremo anche ad attuare invece una campagna che rientrerà tra uno dei co-marketing che andremo ad attuare, e sarà con il tour operator Contiki, che fa parte di Travcorp, con Uniworld, con Trafalgar, Insight Vacations. E Contiki è il tour operator che all'interno proprio di questa famiglia di marchi invece si rivolge alla fascia di giovani, quindi insomma millennials dai 25 ai 40. Con loro invece andremo a fare proprio questa campagna in co-marketing con 20 ambassadors, quindi ragazzi che comunque già di loro hanno un seguito sui social media, che verranno in Italia. Naturalmente le date sono ancora ci immaginiamo primavera del 2021, sia per questo che per la terza fase della campagna con influencer marketing. Verranno in Italia e quindi non ci sarà che l'imbarazzo della scelta. Andremo noi insieme naturalmente con Enit Roma e immagino con le regioni, andremo a stabilire degli itinerari per questi ambassadors che verranno, quindi racconteranno l'Italia. E quindi ci sarà tutta un'azione proprio di comunicazione sui social media che verrà fatta da loro e poi verrà naturalmente amplificata da Contiki sul sito loro, su una landing page che verrà creata, ma non solo, verranno anche creati dei pacchetti proprio di viaggio in base alle esperienze di viaggio di questi ambassadors. Quindi ci sarà una parte promozionale, ma ci sarà anche una parte vera e propria, insomma, commerciale. Di nuovo andremo vi confermo insomma che continueremo le nostre attività di collaborazione con Virtuoso, Signature e Travel Leaders Group, quindi naturalmente con il turismo di alta gamma. Io a sto punto vi chiederei di perdonarmi, se è possibile, lascerei la parola alla dottoressa Rossi e andrei a dare manforte al collega Francesco, che è in questo momento proprio impegnato con uno di questi webinars che vi andavo a raccontare, e oggi ci vede impegnati con il Piemonte, con un artigiano del cioccolato, e quindi insomma una cosa veramente molto, molto, come posso dire, molto intima, molto, molto speciale, che andiamo ad offrire ai nostri agenti e ai nostri operatori. Grazie molte Emanuela, sì, grazie, sapevo di partita, ma cercherò di
raccontare, di dare io un quadro più d'insieme rispetto a tutta questa grande attività che stiamo portando avanti e con anche, devo dire, numeri altissimi di seguito. Qui, nonostante siamo al 20° webinar, questo approccio molto local, come si diceva prima, di raccontare veramente le esperienze più intime da parte appunto delle nostre territori, delle nostre imprese, ha avuto un grande successo. Quindi grazie, buon lavoro. Grazie a voi, grazie. Ciao. Allora, proseguo a questo punto raccontandovi qual è la vera sfida che noi vediamo per i prossimi anni, perché come se voi seguite quel bollettino che pubblichiamo ogni 2 settimane aggiornato con big data e con tutte le informazioni che vengono anche dalle nostre 28 sedi che sono rimaste perfettamente operative in questi mesi, ci rendiamo conto che appunto si parla di un recupero nel 2023 dei numeri record che abbiamo fatto l'anno scorso. Stiamo parlando di 430 milioni l'anno scorso di pernottamenti ufficiali e che oggi appunto ci vedono invece sostanzialmente da recuperare completamente. Questo vale naturalmente anche per il mercato americano. Perché per il mercato americano? Il mercato americano era il mercato che cresceva a 2 cifre oramai da 4-5 anni. Per noi rappresenta come Italia il secondo mercato sia a valore che a volume, e guardando le cifre anche della Sardegna, in effetti la crescita della Sardegna era ancora superiore, ovviamente con numeri piccoli, però era superiore, come dire, alla crescita a livello italiano. Quindi questo era un segnale comunque di un'attenzione da parte del mercato americano che, come dicevamo prima, va sicuramente a toccare nuove destinazioni che per esempio fanno sicuramente dell'elemento sostenibilità uno degli elementi, dell'autenticità dell'esperienza, uno degli elementi più importanti. A livello generale il nostro obiettivo è sempre stato, come piano triennale, la crescita a valore, non tanto dei volumi ma a valore, cioè da un lato il valore significa maggiore spesa del turista, ma a fronte di una valorizzazione del territorio, cioè mettere a valore quello che è prezioso. E questo è stato veramente il concetto che noi abbiamo sviluppato negli ultimi anni, sicuramente a partire dalla fine del 2018, con un claim che era Treasure Italy, no? Cioè che era proprio esattamente il rispetto ma di qualcosa di prezioso, cosa che effettivamente, come dire, se poi lo traduciamo in termini di marketing, forse noi italiani, come ci ricordava prima Farinetti, non lo facciamo così tanto bene. Nel senso che diamo per scontato forse i valori del nostro territorio e non li sappiamo valorizzare sui mercati. Questo tema cambia molto perché il mondo non è più lo stesso, no? Quello che è successo ce lo continuiamo a dire. Che cosa è successo? È successo sostanzialmente che si va a incrementare quello che si definisce lo spending divide, cioè la differenza tra chi può spendere e chi non può spendere, e che alcune categorie di persone potranno ricominciare a viaggiare. No? Quindi dobbiamo dimenticarci, diciamo, quei volumi, ma dobbiamo soprattutto lavorare sulla parte alta del mercato in questa prima fase, che anche da tutte le indagini che noi realizziamo sarà quella che ripartirà prima. Pensiamo al mercato appunto americano, ma non solo. Quello che è la vera sfida più valoriale è quella di riuscire a trovare un bilanciamento tra la crescita economica e quindi tornare a fare valore anche economico con appunto invece i valori di sostenibilità ambientale e sostenibilità sociale. Io credo che veramente questa sia la sfida futura per il turismo dell'Italia e su cui dobbiamo lavorare. Un bilanciamento non facile, perché molto spesso in momenti di crisi economica è evidente che temi come la sostenibilità vengono a meno, non vengono a meno nella misura in cui invece si ha un traguardo che sicuramente non può essere decennale, ma c'è una visione. Mi pare che appunto i concetti anche in termini da declinare in termini di marketing prima espressi e poi le proposte espresse anche da Farinetti sono estremamente puntuali e avrebbero un'efficacia forte, perché da un lato, come abbiamo detto, quello che noi vediamo succederà è la parte alta della domanda, quindi il segmento lusso, che ovviamente si muove per prima. Negli Stati Uniti gli accordi che noi abbiamo fatto con Virtuoso, Signature, Travel Leaders Group, che rappresentano sostanzialmente il 90% del mercato del lusso in America, ci mostrano come ci siano
anche nell'ambito delle prenotazioni già fatte, non un calo, ma anzi una tenuta delle prenotazioni soprattutto per l'autunno, con la possibilità ovviamente di spostare al 2021, ma non delle cancellazioni, quindi stanno soltanto aspettando il momento di ripartire. Dall'altro, l'altro segmento che noi vediamo ripartire e che ha la maggiore propensione al viaggio è il mercato dei millennials, quindi da lì gli accordi che noi stiamo facendo, adesso parliamo del mercato americano, ma evidentemente parliamo a livello globale di una strategia che stiamo declinando, una rinnovata strategia sul tema millennial, cioè i giovani. Stiamo parlando millennial, generazione Z, che sono quelli che come dire, hanno probabilmente una capacità di spesa minore, soprattutto nei paesi occidentali. Se penso al millennial cinese è tutta un'altra vicenda, o nel sud-est asiatico, ma sicuramente sono i trendsetter e sono quelli che poi determineranno anche le scelte future. Da qui la nostra volontà di attaccare molto chi cominciano a viaggiare per prima. Altro segmento molto interessante, evidentemente quello LGBTQ, che non a caso anche abbiamo individuato come un segmento interessante proprio perché ha una forte propensione al viaggio, una forte propensione all'Italia e una forte propensione alla ripartenza non appena possibile. È chiaro che qui vengono fuori temi che sono già stati da voi ampiamente trattati, quali quelli dei collegamenti, che non sono ininfluenti, anzi sono fondamentali, con anche i costi relativi. Sappiamo che appunto il mondo dell'aviation ripartirà con estrema lentezza e sicuramente con un numero di collegamenti inferiore. Tra le attività appunto che noi abbiamo messo in campo, come vi ho detto, bollettino, quindi data driven, come dire, marketing, quindi partendo sempre da dati, ovviamente big data, ma anche tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione, costantemente in benchmarking con i principali nostri competitor, proprio per capire anche come stanno ripartendo e quindi imparare a copiare o comunque in qualche modo a ispirarci anche a chi sta lavorando, naturalmente che è confrontabile a noi, perché a volte ci si confronta con realtà. Se mi parlate delle isole Lofoten, no, di isole sperdute, non può essere confrontabile a un paese come l'Italia, che ha fatto l'anno scorso oltre 430 milioni di pernottamenti. Lo dico a livello strategia italiana, lo dico anche come consiglio, cioè confrontiamoci con chi ci possiamo confrontare, non con contesti assolutamente diversi dal nostro. Quindi da un lato bollettino, dall'altro abbiamo lavorato al Crisis Management Bureau, perché tenete conto, noi abbiamo gestito tutto quello che è stato l'ufficio stampa, tutte le fake news che sono girate e le abbiamo gestite con le ambasciate, con i nostri uffici stampa, perché vi assicuro non è stato ininfluente quello che è stato raccontato come dire, su tutto l'ecosistema digitale da gestire. E devo dire che in questo caso appunto restare uniti, pensare insieme il sistema Italia nel suo complesso è veramente importante. L'altro aspetto che stiamo facendo è ci stiamo presentando su tutti i mercati insieme a gran parte delle regioni, che anche qui è una cosa, come dire, particolarmente virtuosa e significativa, perché anche, e riprendo di nuovo un concetto citato da Farinetti in maniera molto concreta, cioè il brand Italia, il brand top of mind al mondo in ottica di viaggi, quindi presentarsi in maniera avulsa, diciamo, dall'Italia sicuramente non, soprattutto in questo momento, non può essere un valore aggiunto, cioè inserire, voglio dire, far capire che siamo in Italia e usare il brand Italia per promuoversi sui mercati, mercato USA compreso, è un elemento fondamentale su cui appunto devo dire stiamo agendo, facendo queste presentazioni ai media, al trade. Abbiamo iniziato ovviamente con i paesi che hanno aperto prima, oggi stiamo aspettando e tra poco appunto avrò un'intervista con la BBC News, proprio perché i famosi air bridges che come dire, verranno comunicati a livello del governo UK ci apriranno anche la possibilità, per esempio, di partire più velocemente sul mercato UK, che per noi è molto importante, fortemente peraltro collegato anche al mercato USA, a tutti i mercati anglofoni, perché immaginatevi ad esempio i grandi network come Virtuoso, Signature, TLG agiscono sempre a livello di mercato UK, America, Australia, sempre, quindi c'è una forte interconnessione anche dal punto di vista della proposta commerciale che viene, diciamo, che agisce ovviamente con le differenze che insistono su questi paesi. Quindi questo è un altro tema. Altro tema, stiamo lavorando appunto con marketing e partnership con
sui segmenti di domanda più forte, abbiamo detto prima, ma anche con le linee aeree che evidentemente possono essere nostri partner. Uno dei temi, e questo lo volevo porre come una sfida, se vogliamo, ulteriore, che stiamo notando, diversi territori hanno fatto anche una scelta molto precisa, proprio alla luce della partenza lenta della stagione, stanno riprogrammando e stanno estendendo la stagione oltre ottobre-novembre. Questo lo stiamo vedendo in diversi territori. Ed è una sfida, ad esempio, che noi con le linee aeree possiamo pensare di portare avanti, cioè capire come in alcuni casi riuscire a fare questa diciamo, estensione della stagione, che quest'anno veramente diventa cruciale anche proprio per le ricadute economiche e i costi di start-up e di ristart-up delle strutture ricettive di tutto il sistema. Chiaramente il nostro turismo è fatto come dire, a volume dell'80% leisure, 20% circa della meeting industry, tutto quello che è il mondo dell'incentive travel, e teniamo a parte il business travel, che evidentemente sarà forse dove c'è un impatto più importante. Le città, penso alle nostre città che vivono di business travel, è chiaro, penso a Milano, avrà un impatto straordinario, no? Nel senso di cambiamento del modello di business anche del sistema turistico, però è evidente che tutto quello che riguarda la meeting industry, che sta ripartendo chiaramente in termini di progettazione, sarà quello che ripartirà più tardi, con più lentezza, e però è qualcosa che noi non ci dimentichiamo affatto e su cui ripartiremo in comunicazione, anche cercando degli strumenti, come dire, di attrazione particolarmente appealing per soprattutto le imprese che vogliono ripartire con viaggi, come dire, di incentive. E anche questo è un altro cantiere di lavoro che credo possa essere anche utile per voi rimettere in campo, cioè cercherei, come si fa di fronte a obiettivi ampi e a una visione a medio termine, ragionare effettivamente su una segmentazione che sia realistica sulla base dei paesi, dei mercati e dei segmenti che attualmente possono ripartire prima, ragionando poi, mettendo le basi per quelli che partono dopo. L'approccio che noi abbiamo è esattamente questo, lo stiamo facendo, come dire, di concerto effettivamente con il territorio, anche con gli operatori e con i territori che si vogliono spendere con Enit, tenuto conto insomma comunque della capacità che noi abbiamo espresso anche in questa fase di stare vicino sostanzialmente a quello che è il sistema turistico, sia pubblico che privato, perché credo che la grande sfida oggi, come è sempre stata, io sono tanti anni che lavoro in questo settore, ho visto piani strategici, ho visto voglio dire, passare tantissimi bellissimi progetti, però la vera sfida resta quella del lavoro, della partnership pubblico-privato, che è quella cruciale, nel senso che non si può pensare di portare avanti uno sviluppo turistico senza che come dire, ci sia un allineamento e una condivisione di obiettivi tra appunto il pubblico e il privato. Quindi con questo io diciamo chiuderei, ovviamente sono disponibile a accettare insomma domande o rispondere a domande se possibile, quelle che non posso rispondere vi posso poi mandare una risposta per iscritto. Quindi a vostra disposizione, grazie ancora molto. Grazie tantissimo Maria Elena. Una domanda te la faccio subito così perché è arrivata da qualche persona che si sta seguendo. Avete accennato a delle incursioni regionali negli Stati Uniti, quindi dei flash, degli interventi di comunicazione. Quanta Sardegna c'è in questi interventi? O c'è stata o ci sarà? Cosa avete in programma? Ma allora, noi abbiamo lanciato un appello a tutte le regioni in maniera assolutamente indistinta e aperta, per cui è chiaro che ci sono stati territori che sono stati molto, come dire, intraprendenti rispetto ad altri, quindi in questa fase noi stiamo, come dire, presentando i territori che hanno delle storie da raccontare, che si vogliono porre, come dire, in prima linea su questo mercato. È evidente che però noi, accanto alle attività che vengono promosse dalle regioni, lavoriamo con i principali network per fare costantemente formazione a appunto chiamiamo i travel agents negli Stati Uniti, dove la Sardegna per noi fa parte ovviamente di un pacchetto, anche perché ci viene richiesto
seguito dagli stessi operatori. Noi abbiamo, come ho detto, ci siamo concentrati sul segmento del lusso, quindi nell'ambito del segmento del lusso queste cooperazioni prevedono molto digital trading, quindi molta attività dove noi parliamo e raccontiamo come dire, il prodotto e forniamo gli agenti di viaggio che sono i veri interlocutori poi del turista finale. Non dimentichiamo appunto che il mercato americano è un mercato prevalentemente intermediato, dove peraltro uno diciamo, dei fenomeni più interessanti è esattamente quello dei travel networks, che sono appunto queste associazioni di agenti di viaggio che a differenza di quello che si pensava non si concentrano sul segmento, come dire, anche in termini di età alto, no? Ma in realtà è emerso molto bene come i millennial siano i primi ad usufruire dell'intermediazione e di consulenti di viaggio che sostanzialmente prendono una commissione per organizzare dei viaggi personalizzati. E questo fenomeno dei millennial, che pensavamo avrebbe poi organizzato tutto online, visto tutta la disponibilità, in realtà si avvale ed è uno dei principali segmenti di domanda per appunto per questi gruppi di associazioni di travel agents di alto livello, che sono poi quelli che ripartiranno più velocemente. Quindi il nostro lavoro da un lato è la spontaneità da parte delle regioni di presentarsi, dall'altro il nostro lavoro invece costante di formazione che riguarda quindi tutte le regioni e quindi anche la Sardegna. Chiarissima. Ti ringraziamo davvero tantissimo, ringraziamo i tuoi collaboratori americani e vi aspettiamo prossimamente nel prossimo ciclo di webinar. Ci contiamo allora. Noi molto volentieri, e se possiamo essere, noi siamo a disposizione veramente, perché abbiamo tutti gli strumenti per mettere, come dire, sullo scaffale. Diciamo che quello che cerco sempre di spiegare a Eni si occupa effettivamente dell'ultimo pezzo della piramide, no? Cioè sotto ci sta la valorizzazione che deve essere fatta dal basso e tutta questa attività di sviluppo come il lavoro che state facendo noi. Noi ci occupiamo, come dico io, anche perché ho lavorato tanti anni in un'azienda multinazionale che faceva tutt'altro, della messa allo scaffale per spingere la commercializzazione. Quindi molto dipende ovviamente da quello che le regioni riescono a proporci da mettere allo scaffale. Se poi possiamo essere utili anche nella fase di sviluppo, questa è la cosa in realtà che mi piacerebbe più fare e quindi sono sempre a disposizione con il mio team. Grazie, alla prossima. Bene, dobbiamo correre, adesso facciamo un salto di continente, torniamo negli Stati Uniti, nell'Indiana, abbiamo Giuseppe Careddu. Sì, buon pomeriggio a tutti. Ciao Grazie, Giuseppe, grazie di essere qui con noi. No, grazie a voi. Tu sai che per me poi è un onore, essendo sardo e di Olbia ci tengo particolarmente. Lo so, è un grande piacere per noi averti. Senti, Stati Uniti, tu normalmente lavori a New York per l'Italia, quindi hai sotto mano diciamo, la percezione nettissima di come si muovono gli americani. Un dato importante è che purtroppo grande parte degli americani che arrivano in Italia non arrivano in Sardegna. Abbiamo detto prima qualche dato, l'ha detto Antonio, 37.000 arrivi in Sardegna, 6 milioni di arrivi in Italia, quindi ne prendiamo una frazione veramente molto piccola. Secondo te i nostri attrattori sono strutturati, possiamo fare qualcosa da questo punto di vista per essere più interessanti? Guarda, il concetto secondo me è molto semplice, come tu hai detto e poi lo dico i numeri, c'è un grande potenziale e la Sardegna è una destinazione appunto che si vende da sola, però qual è il problema? Al di là degli attrattori turistici che poi ci sono e li conosciamo, il problema è, e mi lego a un punto che poi ha citato il dottor Farinetti, è che il saper narrare, okay? Il saper raccontare la nostra destinazione. È evidente, e io l'ho toccato poi appunto con mano quando mi sono trasferito qui ormai 4 anni fa, che la Sardegna non è conosciuta. Gli americani non conoscono la Sardegna, non sanno collocarla nella mappa. Quindi secondo me, al di là di tutto, c'è un primo problema, al di là poi del vendere gli attrattori turistici, che è far conoscere la Sardegna, creare quella destination awareness che non c'è.
E questo secondo me è il primo punto, il primo lavoro che come sardi dobbiamo fare, appunto. Quindi il primo investimento è far conoscere la destinazione. Ma come la dobbiamo far conoscere? Considera che se io guardo al mercato, naturalmente, ed è stato detto, la maggior parte del mercato è un mercato intermediato. Quindi diciamo che i canali sono due, cioè il canale diretto e il canale indiretto. Sicuramente in questa fase di spingere la destinazione bisogna puntare sul canale indiretto, e quello appunto di cui parlavano i rappresentanti Enit, ovvero lavorare con le agenzie. Le agenzie che poi di fatto sono quelle che vendono una destinazione, fanno conoscere la destinazione. Sicuramente la comunicazione above the line della vendita della destinazione al consumatore diretto funziona, ma in questo momento per me sarebbe più una goccia in un oceano immenso che appunto sono gli Stati Uniti, 330 milioni di persone che con una conoscenza limitata appunto delle particolarità della destinazione Sardegna, della destinazione Italia e della Sardegna. Quindi sicuramente lavorare sul canale indiretto. Poi, se andiamo a vedere qual è il consumatore o il viaggiatore che potenzialmente va in Sardegna, diciamo, partiamo dal presupposto che la Sardegna è nel contesto Italia, ok? Quindi, quando un americano pensa ad andare a fare un viaggio verso l'Italia, sicuramente il viaggiatore che non è mai stato in Italia non pensa alla Sardegna. Abbiamo due segmenti: il viaggiatore che va per la prima volta in Italia e quello che invece è il repeater, quello che torna in Italia, perché una volta che lo conosce vuole esplorare qualcosa di nuovo. Dovessi scegliere, sicuramente noi in questo momento come Sardegna dobbiamo puntare al repeater, perché il viaggiatore che non è mai stato in Italia vuole andare in Italia per vedere Venezia, vedere Roma, vedere i Cinque Terre. Il repeater cerca qualcosa di nuovo. E allora come ci arriviamo a questo viaggiatore? Ci arriviamo attraverso, come dicevo prima, quei canali indiretti, ovvero quegli operatori che gestiscono un tipo di clientela che diciamo pronto a esplorare qualcosa di diverso dalla destinazione abituale all'interno dell'Italia. Quindi gli attrattori, per tornare alla domanda, gli attrattori turistici dell'isola, sì, li abbiamo, bisogna spingerli, ma bisogna partire dalla base, cioè far conoscere la destinazione. La destinazione in questo momento non c'è. Per chiudere, solo il fatto che solo dire la Sardegna sia raggiungibile ed è solo 50 minuti di volo da Roma, la colloca nella mappa. In questo momento, in generale, non si riesce a collocare la Sardegna nella mappa, e questo secondo me è il primo tema. Benissimo. Senti, un altro flash, proprio un flash sul Blue Zone. Sì. Potrebbe essere un attrattore, sai, siamo una delle pochissime zone del Blue Zone al mondo. Possiamo farcela? Allora, secondo me sì, è un attrattore turistico sicuramente, però torno al tema che lì come regione dobbiamo capire di che tipo di turismo vogliamo parlare. Nel senso che la Blue Zone, per quanto un selling point unico per la Sardegna, è, come dire, è più da interpretare come una destinazione per un turismo di nicchia, quindi molto limitato e molto difficile da far capire, secondo me, in questa fase. Quindi sicuramente è un unique selling point, la Blue Zone, e il concetto appunto della zona della Sardegna, appunto anche oggetto di studi per la longevità delle persone, però comunque in questa fase, secondo me, è uno degli elementi da spingere, ma comunque non aiuta a far conoscere la destinazione nella sua totalità. Quindi è un sì, sicuramente un selling point da utilizzare, ma non è l'unico e non può essere considerato l'elemento distintivo per spingere le vendite della destinazione Sardegna. Perfetto, chiarissimo. Senti, tempi di ritorno alla normalità invece, cosa prevedi tu? Allora, per il settore aereo in generale i tempi sono lunghi, nel senso che un ritorno alla normalità, quando parliamo di normalità parliamo di numeri del 2019, che per parlare degli Stati Uniti noi parliamo di numeri che vedono appunto, per quanto poi riguarda l'Italia, che è l'azienda che io rappresento, dei numeri che crescevano ormai da circa 3 anni in doppia cifra,
con un peso sul revenue totale aziendale che era di circa il 15%, quindi il primo mercato internazionale per Alitalia. Non è segreto che negli ultimi 2 mesi il calo delle vendite è stato superiore al 90%, ma in generale l'industria è stata colpita pesantemente. Quindi dovendo pensare in generale a una ripresa di numeri del 2019, parliamo di un 2022 inoltrato, per non arrivare addirittura al 2023. Per quanto riguarda invece le operation di Alitalia, la ripresa è graduale. Considerate che se parliamo del mercato America rispetto alla destinazione di Sardegna, perché poi è lì che voglio tornare, adesso c'è un travel ban in essere che comunque non rende possibile il viaggio, ok? E quindi è questo il primo problema che abbiamo. Come sapete, questo travel ban verrà rinnovato ogni 2 settimane. Sicuramente il 2020 non sarà l'anno in cui porteremo visitatori americani verso la Sardegna. Forse ci sarà un minimo residuale sulla coda del 2020, ma ci sarà una vera ripresa, secondo me, dal 2021, sempre comunque con numeri molto più limitati. Chiarissimo. Grazie Giuseppe, sei stato veramente molto preciso e quindi ci hai dato delle informazioni molto utili per prevedere un po' la prossima stagione. Ti salutiamo. Grazie a voi. Soltanto una cosa, Lucio. Prego. Che è un invito, insomma, a chi si occupa di marketing. Ricordatevi che io ho il passaporto statunitense, quindi se avete bisogno di americani, di qualcosa che dia un movimento statistico, io posso fare su e giù, su e giù, su e giù, quante volte volete. E sono sempre contato come arrivo e parte in presenza. Per esempio, non so se Giovanna può, per esempio, io potrei stare 15 giorni da lei, tornare in Italia, ritornare 15 giorni da lei, eccetera, eccetera. Va bene, ci pensiamo senz'altro, ma hai fatto bene a introdurre Giovanna perché stavo arrivando da lei. Abbiamo parlato di destinazione, di conoscenza della destinazione. Giovanna rappresenta una destinazione che, diciamo, è un case history interessantissimo, il centro della Sardegna, e sono riusciti a farla diventare davvero un fiore all'occhiello, io dicevo oggi un'eccellenza. Allora Giovanna, intanto qual è il tuo sentiment? Ti ringrazio per questo invito e per essere qui con tutti questi grandi esperti. Io posso raccontare soltanto la mia esperienza con grande umiltà, perché c'è tanto da imparare, c'è ancora tanto da fare. Il mercato americano ci piace tantissimo e noi siamo fortunati a vivere in quest'isola perché possiamo offrire quell'autenticità che l'americano oggi cerca. Noi abbiamo avuto tanti clienti americani in questi ultimi anni, c'è stato proprio un incremento del mercato americano perché l'americano ha quell'entusiasmo per tutto ciò che è tradizione, che è cultura e che la Sardegna può offrire, quindi di questo noi dobbiamo essere consapevoli. C'è molto da fare in questo senso, però credimi, ci sono grandi soddisfazioni perché noi abbiamo delle bellissime agenzie. Noi ogni anno andiamo, soprattutto ci concentriamo negli USA e soprattutto sull'East Coast, dove in particolare in Florida, dove ci sono degli ottimi clienti che apprezzano tantissimo venire in Sardegna e venire a trovarci. Il mercato americano che cosa rappresenta per voi in termini percentuali? Guarda, è il 12%, quindi è abbastanza alto per quanto riguarda la clientela straniera, ma ci stiamo lavorando già da 6 anni a questa parte, insieme al mercato australiano. Ci piacciono tanto, devo dire. Apprezziamo proprio il potergli offrire le esperienze e quindi il poter, come si dire, fargli godere, fargli conoscere la nostra tradizione, la nostra cultura e la nostra arte. C'è una grande sensibilità da parte loro. Senti, si muovono con il traffico pilotato attraverso agenzie e tour operators o sono individuali? Come arrivano da te? Soprattutto sono agenzie di viaggio e tour operators. Poi c'è un passaparola tra gli individuali. Tu considera che la Sardegna, soprattutto l'entroterra,
diciamo che è stato pubblicizzato molto anche dalla Paramount. Se pensi che diversi film li hanno girati nel centro dell'isola per il paesaggio selvaggio che abbiamo, quasi un paesaggio biblico, e di conseguenza è da anni che ci conoscono e bisognerebbe infatti lavorarci da questo punto di vista. Ma c'è anche una concentrazione nei mesi, prevalentemente luglio e agosto, oppure riescono a muoversi anche negli altri mesi? No, guarda, si muovono in tutti i mesi. Noi purtroppo, devo dire, quest'anno è andata così, ma avevamo previsto di aprire l'albergo il 6 di aprile, poi abbiamo slittato al 6 giugno, ma tutto il mese di maggio avevamo un'alta concentrazione di clienti che venivano dall'America e dall'Australia in particolar modo, quindi diciamo che vengono e apprezzano la Sardegna in tutte le stagioni. Quindi vabbè, noi chiudiamo a novembre, quindi insomma sino a ottobre avevamo delle belle prenotazioni. Senti, ultima domanda, ultimo flash. Il tuo cliente è un cliente che è arrivato in Sardegna per il mare e poi vuole anche un'esperienza dell'interno o viene espressamente per fare un'esperienza da voi o tutte e due? Allora, il cliente americano soprattutto fa il viaggio pensando appunto alle città d'arte, quindi decide di fare gli ultimi 3 o 4 giorni della sua vacanza in Sardegna, quindi molto spesso, mi sorprende anche dirlo, dalle grandi città d'arte poi viene a trovarci direttamente in Barbagia. Quindi poi c'è un altro tipo di cliente che decide di farsi una settimana e a quel punto una settimana proprio in Sardegna dove è una vacanza di tipo itinerante, quindi vuole conoscere tutta l'isola. Perfetto, d'accordo. Sei stata davvero molto esaustiva, ti ringraziamo. Siamo un po' in ritardo rispetto ai tempi del webinar, quindi ringraziamo Giovanna Palimodde. Invitiamo tutti quelli che non conoscono Sugologone a farci un salto perché Giovanna non solo è una grande manager alberghiera, ma è anche una innamorata dell'artigianato, dell'arte, come diceva prima Gianfranco. Sugologone è un vero e proprio museo. È un'esperienza nell'esperienza. È un'esperienza da vivere completamente, dal food che è straordinario, che è fantastico, davvero, c'è da dimenticarsi ogni tipo di dieta, all'aspetto veramente culturale. Tu sei riuscita, ma voglio dire, tuo padre e tua madre sono stati veramente molto lucidi a pensare questo concetto che al tempo era estremamente innovativo, ma tu sei stata bravissima a seguire un percorso e ad ampliarlo e ad allargarlo e a farlo diventare ancora più potente, ancora più evocativo. Quindi, va bene, mi avete convinto. Innovazione Hai visto? che abbiamo parlato. Robert è pronto. Non c'è bisogno di tanto, mi avete convinto. Grazie Giovanna. Ciao Giovanna. Aspettiamo tutti con molto piacere, anche agli altri. Allora, vedo Sornione, un nostro grande amico che si chiama Joseph Eyark. Abbiamo parlato di Destination Awareness. Probabilmente ti sono fischiate le orecchie, Joseph. Un po'. Un pochino. Vabbè, cosa vuoi che ti dica? Fammi la domanda, dai. Stiamo parlando di mercato americano, quindi ci devi raccontare qualcosa sul mercato americano. Hai sentito allora, tanti... Sì, è anche un mercato che conosco bene. Il mercato americano è un mercato particolare, è un mercato in qualche maniera interessante, però è molto volatile. È un mercato che quando c'è qualche problema si ritira e sparisce, l'abbiamo visto in tante altre occasioni, non soltanto adesso per la questione della pandemia. Però è un mercato che funziona molto bene in Italia, come diceva giustamente la Maria Elena Rossi, in qualche maniera è un mercato abbastanza intermediato. Il mercato americano, lo dico per gli operatori turistici, non è strutturato come i soliti mercati. Il tour operator lì realmente non esiste. Esistono, diciamo, le reti, i network di agenti di viaggio che sono molto verticali, molto specializzati, e dopo ci sono una figura un po' strana che è il wholesaler, che sarebbe una metà fra un tour operator, un bed bank, sono un soggetto un po' particolare. Detto questo, è un mercato che potrebbe andare bene per l'Italia, soprattutto per la Sardegna, soprattutto in due caratteristiche. Ovviamente l'ambito
diciamo, lusso, però non dimentichiamo che l'americano non necessariamente è un riccone. Funziona molto bene il mercato premium e su quello potrebbe sicuramente, conoscendo abbastanza bene alcuna dell'offerta della Sardegna, ragionare per attirare questo cliente, perché è un cliente che cerca la chicca, cerca la particolarità, e ovviamente Sardegna può rispondere a questi, diciamo, bisogni. La criticità l'abbiamo già detta, Giuseppe l'ha detto molto chiaramente, ma l'ho detto anche Farinetti, il nostro problema è la narrazione. L'americano è un popolo, qualcuno dice bambino, cioè è un popolo che gli devi raccontare le cose e non ragiona con noi, gli piacciono le storie, raccontare, eccetera, e noi siamo veramente molto poco bravi in quello che è il narrare, il raccontare e il stupire con quello che noi abbiamo. E mi porta alla riflessione collegandomi con quello che ha detto Farinetti. Farinetti ha tentato di espronarci in qualche maniera verso la innovazione, e questo in qualche maniera, come dire, va un po' a muovere il modo di ragionare, di fare che abbiamo in Italia e anche in particolare in Sardegna. Però devo dirvi una cosa, per me è andato tutto bene, è veramente stato molto interessante, c'è soltanto una cosa che mi preoccupa straordinariamente, e non è una critica, è questa. Ho sentito 5 volte dirci che l'Italia è top of mind. Va bene, ne sono convinto, però c'è un problema. Se ce lo dicono tanto, e conoscendo i nostri operatori sardi e non sardi, dove noi siamo abituati in qualche maniera a aspettare il cliente che le cose vadano da sole, se non ci dicono ragazzi non vi preoccupate che usciremo di questa situazione perché siamo top of mind, ho la paura, e lo dico con molta onestà, che ci fermeremo o che non faremo niente aspettando che le cose vadano da sole. E precisamente, come abbiamo già detto diverse volte, questo non è il momento per stare fermi, non è il momento per continuare a ragionare con le logiche vecchie, ossia pre-Covid, perché il post-Covid ci sta insegnando che ci saranno dei cambiamenti. Probabilmente non cambieremo più di tanto, ma cambiamenti ce ne saremo o ce ne saranno. E in conseguenza il convincerci a noi stessi che siamo top of mind va bene per il nostro orgoglio. È vero, niente da discutere, però non dobbiamo dircelo più di tanto, perché purtroppo siamo un popolo, un paese che innova relativamente poco. Parlo ovviamente nel turismo, la innovazione non sta nelle nostre corde, e ci raccontiamo che come siamo belli, fantastici, meravigliosi e l'invidia del mondo mondiale, probabilmente diremo ok, va bene, ritorneremo al passato, e probabilmente non c'è. Pertanto una nota di preoccupazione è questo: raccontiamoci meglio che siamo top of mind e mettiamoci molto di più al lavoro, e soprattutto collaborando fra tutti gli operatori, fra le amministrazioni e il sistema turistico, perché questo è quello che probabilmente ci potrà dare una spinta ulteriore per accelerare i tempi. Io però devo dire che sono un pelino più positivo. Non recupereremo i dati del 2019 nel 21, ma probabilmente possiamo arrivare al 22. Forse, diciamo, per i mercati importanti, per la Sardegna ovviamente, per altri mercati intercontinentali, come diceva Giuseppe giustamente, Cina piuttosto che Giappone, Stati Uniti, Canada, probabilmente aspetteremo al 23. Ma il recupero in qualche maniera di flussi sostenibili, probabilmente nel 22 ce la faremo. Benissimo Joseph, grazie. Vediamo se Gianluigi ha qualche considerazione che arriva dal mondo dei social o qualcosa che appartiene più a lui. Allora sì, un po' di considerazioni sia dalle domande, dalle sollecitazioni che abbiamo visto in questi 5 incontri, che anche dalle suggestioni che sono nate oggi. Io ci lavoro con le parole, quindi insomma sentire quanto sia importante la narrazione, quanto sia determinante anche per intercettare mercati, per cambiare anche la percezione, è importante. Però a mio discapito direi ritorniamo
a quello che è il passaggio precedente, l'ha accennato Maria Elena prima. Creiamo il prodotto, mettiamoci insieme, come diceva anche Joseph, come hanno detto un po' tutti, scendiamo anche dal gradino in cui ci siamo messi come i migliori, i più bravi, il posto più bello, i più fortunati, eccetera. Un po' un bagno di umiltà e riprendiamo da zero. Queste occasioni, questo grandissimo problema mondiale e anche italiano e anche sardo, ci deve portare a ricostruire tutto, scardinando quelle che sono logiche che ci hanno in questi anni incatenato in una situazione che oggettivamente è poco significativa per le potenzialità di una regione come la nostra. Quindi dico, proviamo positivamente a ricreare un modello partendo dalle cose tangibili e poi dopo riusciremo anche a raccontarci e a proporci sui mercati in una maniera adeguata. Però la creazione del prodotto si fa con le persone, si fa con gli imprenditori, si fa con la formazione, si fa con una grandissima fatica, con una grandissima umiltà. Ecco, io partirei da questo. Io ho imparato moltissimo, ti ringrazio tantissimo Lucio e tutto il grandissimo team che c'è dietro. Penso che ci si possa fare però insieme con una grandissima dose di umiltà. Ecco. Gianluigi, grazie anche per questa nota di positività, di ottimismo, e sottoscrivo l'impegno e la volontà di lavorare insieme. Insomma, noi in questi 2 anni più questo scorcio dei webinar abbiamo fatto esattamente questo. Abbiamo sempre parlato di costruire cultura turistica. Quindi questo si fa parlando, incontrandosi, discutendo, magari non sempre siamo d'accordo su tutto, però credo che sia questo il percorso giusto. Io ringrazio tutti per questi 5 appuntamenti e per quello che è stato il passato. Farei fare conclusioni a Gianfranco e Antonio, se non altro perché sono stati nominati da Oscar Farinetti, per cui adesso hanno una bella responsabilità, insomma. Vai Gianfranco. No, grazie Lucio, no, veramente devo dire un onore e un piacere essere nominati più volte da un personaggio come Oscar Farinetti, che ci ha dato una spinta ottimistica bestiale. È stata proprio si percepisce l'entusiasmo, la voglia e la capacità anche di promuovere le azioni che lui fa e come riesce ad esprimerle e anche un po' a gasare le persone che lo sentono. Quindi è stata veramente un ottimo intervento, il suo molto molto istruttivo. Riprendo questo concetto perché sia quello che diceva Gianluigi che quello che dicevi tu, Lucio. Creare il prodotto significa però farlo nella maniera adeguata, significa studiare e lavorare sodo, ripeto, studiare e lavorare sodo. Perché, e qui cito l'amico Joseph, spesso Joseph ci fa gli esempi facendoci vedere quanto sono belle le nostre spiagge e ogni tanto fa vedere quanto sono belle anche le spiagge degli altri. Quindi non è che solo perché abbiamo il bel mare, il bel clima, il bel cibo e tutto il resto in automatico da noi arriva alle persone. Quindi il concetto di studio che Oscar Farinetti ci ha ripetuto è fondamentale nel creare un prodotto nel quale bisogna studiare attraverso la comprensione di quelli che sono i bisogni, chi dobbiamo andare a intercettare e dobbiamo capire cosa vogliono le persone e cercare di farlo come lo fanno gli altri, anzi meglio degli altri. La famiglia Palimod e Giovanna, che non so se è ancora qua, ma che avevamo in linea fino a poco tempo fa, hanno fatto un qualcosa dove hanno cercato di capire e di reinventarsi un qualcosa di nuovo che non esisteva, perché diciamo nell'offrire ospitalità, fare ottima ristorazione o ottima accoglienza, lo fanno in tanti luoghi nella Barbagia, ma fare un unicum come fanno loro, dove coniugano arte, cultura, artigianato o legame col territorio, è un passo in più ed è esattamente quel passo in più che bisogna fare per creare quello che chiamiamo prodotto, cioè creare quell'elemento di appetibilità che, come ci ha detto Giovanna, fa in modo che le persone vanno a Roma e Venezia e poi decidono di prendere l'aereo per vedere un qualcosa che non hanno mai visto da nessuna parte e andare a Sugologone in piena Barbagia. Quindi il mio ultimo segnale è quello che per creare prodotti che siano assolutamente stabili è necessario avere forti basi scientifiche, di conoscenza, di competenza, non smettere mai di studiare, di confrontarsi con gli altri e mai addormentarsi o cullarsi sugli allori.
Bene, Antonio. Dopo questi input, Farinetti, Gianfranco, siamo stati citati troppe volte, secondo me bisogna ragionare con Farinetti su qualcosa da lanciare per il futuro. Però vedete, sono convinto di una cosa, questi 5 appuntamenti che Lucio è riuscito a ritagliare sono stati un grande merito, ma il merito più grande di Lucio è stato quello di aver costruito un format che, se dovessi utilizzare le parole chiave di questa giornata, Call to Action è un format che ci ha consentito di raccontare con entusiasmo l'avvenire. Se ci pensiamo, l'entusiasmo messo da ognuno di noi per creare dei contenuti, scambiarci delle idee, provare a guardare avanti quell'avvenire che probabilmente per gli operatori rappresenterà non soltanto un modo per uscire da una crisi, ma anche un modo per reinventarsi. E su questo io sono molto fiducioso. Le parole di Joseph, quando parla di prodotto, ci rimangono in mente, ma il prodotto l'abbiamo visto negli occhi dei tanti operatori con i quali ci siamo confrontati ultimamente. Tutti hanno voglia di fare prodotto. Forse questo è il momento in cui hanno anche capito che non basta più proporre quello che avevano in mente, che ha accompagnato la Sardegna nel successo degli ultimi anni, ma serve un vero prodotto nuovo. Il prodotto che avevamo ormai non è più a scaffale, come diceva Maria Elena Rossi, c'è bisogno di qualcosa di nuovo, che non vada soltanto sullo scaffale, ma che da quello scaffale entri nella mente di tutti quei futuri turisti, magari americani, come ci diceva Caredu prima, che non solo vogliono sentire raccontare la Sardegna, ma che vogliono tenerla nella mente e nel cuore. Ecco, forse Call to Action ha dato un contributo in questo senso, e perché no? Visto l'estro di Lucio, la passione, ci auguriamo che questa sia la seconda puntata di un'altra serie. E a questo, Lucio, ci auguriamo di ritornare nel nostro avvenire. Va bene, siamo veramente alla fine. Un grazie a tutto lo staff di Geasar, Maria Assunta, Manuela, quelli che ci hanno seguito, Max Borrelli, a Eia TV, Giulio, Mauro, tutti quelli che sono qui con noi. Alla prossima, buona serata a tutti e grazie. Grazie a tutti. Grazie, ciao. Ciao.